Ben ritrovati, buongiorno, prima edizione, come sempre tutte le notizie dal Veneto e non solo ovviamente, con i collegamenti, con i colleghi che sono sul territorio, insieme con l'informazione di Antenna 3 Nord-Est fino alle 14:30. Ben ritrovati ovviamente a tutti voi in questo spazio di informazione costruito apposta per voi. Oggi è una giornata importante, nella Marca Trevigiana arriva il Giro d'Italia, la Carovana Rosa, la Marca si è già preparata, partenza da Borgo Valsugana, l'arrivo è previsto verso il pomeriggio e per noi in giro a monitorare, raccontare anche le emozioni che stanno accompagnando questa 18ª tappa del Giro d'Italia c'è Christian Arboit, con cui ci collegheremo tra pochissimo. Poi il tema rimane quello del maltempo, con i danni ormai quantificati per milioni di euro che le nostre campagne hanno portato a causa del fortunale che si è abbattuto soprattutto nella Marca Trevigiana e nel Vicentino la scorsa notte, con forti raffiche di vento, violente grandinate. Tanto forti da scoperchiare addirittura il tetto di diversi capannoni e poi anche di una piscina comunale. Ne parleremo tra pochissimo anche per capire quali saranno ora i passi da fare per poter ottenere i risarcimenti. Stiamo parlando soprattutto per quanto riguarda gli agricoltori. Io vedo già collegato, do a lui il benvenuto ad Andrea Martella, capogruppo e segretario del Partito Democratico in Veneto. Andrea Martella, buongiorno, grazie. Grazie a voi, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, senta, vorremmo commentare con lei in apertura proprio le immagini di maltempo che abbiamo visto e gli episodi che abbiamo raccontato anche nei nostri notiziari di ieri, perché noi abbiamo registrato la disperazione di decine e decine di agricoltori, colture del prosecco, addirittura la festa della ciliegia di Maserra è stata annullata perché è andato perso il 100% del prodotto. Allora, in questi casi, in casi di questo tipo, come procedure, che cosa si può fare e soprattutto l'iter procedurale per poter ottenere i risarcimenti, secondo lei potrà andare a buon fine e soprattutto è corretto, o potrebbe anche aver bisogno di qualche aggiustamento? Perché gli agricoltori ci dicevano: abbiamo bisogno di soldi ora, abbiamo perso il raccolto e non riusciamo a rialzarci. Agricoltura e turismo sono i settori più importanti, no, del nostro Veneto, probabilmente quelli che trainano il nostro PIL. Beh, mi lasci dire innanzitutto che esprimo la mia totale vicinanza a quegli agricoltori e tutte le persone che sono state colpite da un evento davvero incredibile di questa stagione e che ha determinato danni rilevanti alla nostra agricoltura, alle nostre coltivazioni. Credo che bisognerà intervenire rapidamente con una procedura d'urgenza per garantire i risarcimenti. So bene che in queste circostanze ci vuole un intervento immediato che possa permettere di affrontare immediatamente il danno che si è venuto a creare e di non compromettere del tutto la propria attività. Quindi, di fronte ad un evento straordinario di questo periodo, poi più complessivamente dovremmo riflettere su le difficoltà ambientali, le questioni legate ai cambiamenti climatici, ma di fronte ad una situazione di questo genere bisogna intervenire rapidamente e quindi il Partito Democratico, per quanto necessario, e il governo, mi muoverò da subito in questo senso, faranno tutto il possibile perché possa essere garantito un intervento immediato di risarcimento e un riconoscimento anche di stato di calamità naturale. Senta, parlavamo di agricoltura, parliamo anche di turismo, perché davvero è uno dei settori che ha più grandi possibilità di sviluppo anche nel nostro territorio. Pare che in mattinata sia arrivato l'accordo sugli indennizzi per le concessioni uscenti. Parliamo di concessioni balneari, quindi di turismo, grande sviluppo per il nostro territorio ed è un tema in cui in qualche modo la maggioranza si è trovata in contrasto. Il DDL concorrenza andrà in aula in Senato il 30 di maggio. Come giudica questo parziale accordo che è stato raggiunto? Beh, lo giudico, direi, in maniera positiva. Bisogna lavorare ad una soluzione e vorrei che fosse chiaro che per quanto ci riguarda non c'è nessuna ostilità nei confronti di quelli che sono i balneari titolari delle attuali concessioni, ma c'è stata a livello europeo, di conseguenza anche a livello italiano, la necessità di armonizzare la normativa, e questo è quello che ha spinto il governo, il Premier Draghi
a affrontare questo tema. Verranno previste dopo il 2023 delle gare, però verranno previsti anche gli indennizzi per coloro che queste gare non dovessero vincere, e si sta raggiungendo un accordo anche per la quantificazione di questi indennizzi. Mi pare che sia una soluzione diciamo al passo coi tempi, moderna, ma che al contempo garantisce chi da molto tempo ha gestito e ha avuto concessioni balneari, quindi ha gestito impianti. Ricordiamoci che in un momento come questo sarebbe bene che tutte le forze politiche evitassero di piantare bandierine e che si trovino invece le soluzioni assieme, perché sappiamo bene che non possiamo mettere in discussione riforme fondamentali per anche il PNRR e quindi per avere le risorse a livello europeo che possono servire anche per favorire il nostro turismo e la modernizzazione della nostra offerta. Perché ricordiamo anche ai nostri telespettatori che alla fine il PNRR è finalizzato, in qualche modo strettamente legato alle riforme che questo Paese sarà in grado di fare, e anche in tutto il settore delle concessioni balneari c'è una grande possibilità di sviluppo e di riforma, ma ci aiuta Martella a capire dove si era arenato il discorso, proprio per chiarire ai nostri telespettatori quale è stato il problema e quindi spiegare dove l'accordo è stato raggiunto. Beh, da molto tempo questo tema doveva essere affrontato nel nostro Paese, è stato in più di un'occasione rinviato anche per parecchi anni e adesso si è deciso di risolverlo, anche perché, come lei ha detto, alcuni finanziamenti che noi abbiamo legati al PNRR sono anche previsti nel caso in cui riusciamo a fare delle riforme. Certo. Quella della concorrenza, di cui il tema della concessione balneare fa parte, è una di queste riforme che riguardano il mercato del nostro Paese e la possibilità di introdurre elementi di maggiore competitività che peraltro devono andare a vantaggio dei cittadini. La concorrenza serve per favorire diciamo delle offerte migliori ai cittadini e per poter spendere di meno. Diciamo che i temi sono stati due: il fatto che bisognasse andare a fare delle gare e il tema che quando dovevano essere fatte queste gare, ed è stato individuato diciamo dal 2024 in poi, cioè dopo la fine del 2023, quindi preservando la stagione 2022-2023, dando il tempo per poter affrontare le gare. E il terzo tema è quello di carattere economico, di indennizzo, e anche su questo mi pare che si stia raggiungendo una soluzione. Devo dire però per esperienza che è bene che queste soluzioni si consolidino in Parlamento, e quindi penso che nella data prevista, cioè entro la fine di maggio, possa essere votato il provvedimento, come è stato annunciato dallo stesso Premier Draghi. Senta, un altro tema di cui in qualche modo si sta dibattendo, e ce l'ha ricordato la pandemia, che di fatto ha aumentato i buchi in organico e costretto le regioni a trasformare le seconde linee in prime, cioè sostanzialmente gli specializzandi, i famosi dottorini, metterli in prima linea perché ve n'era bisogno. Posso chiederle un commento? So che lei è sempre stato molto critico, lei, il Partito Democratico, molto critico con la proposta della Regione Veneto di un super os della figura dei dottorini in sanità. Qual è la vostra controproposta? Ma noi abbiamo per la verità evidenziato la nostra proposta già da tempo. Riteniamo che il sistema sanitario regionale ha bisogno di una profonda revisione dopo i 2 anni di pandemia, come lei ha detto, e dopo le scelte sbagliate fatte a partire dalla riforma azienda zero da parte della Giunta del Veneto. Questa azione riformatrice deve correre sicuramente in parallelo anche con le scelte di carattere nazionale, ma noi pensiamo che la Regione Veneto non possa esimersi da avere un intervento importante che vada al di là degli interventi tampone di questa settimana. Da un lato c'è bisogno di dare concretezza ad una maggiore integrazione sociale e sanitaria, ad una medicina territoriale e a maggiori servizi di prossimità.
Dall'altro c'è la necessità di avere più personale medico, più personale infermieristico e fare in modo, per esempio, che si riducano le liste d'attesa nei nostri ospedali per le visite e per gli esami. Qui siamo al secondo punto che lei ha introdotto, Sì. e cioè la mancanza cronica di appunto personale che non può essere risolta con forzature e soluzioni emergenziali come quelle che sono state attivate. Abbiamo visto come la Giunta Zaia, malgrado le fortissime perplessità degli operatori e delle opposizioni in Consiglio regionale, abbia voluto agire con una soluzione di emergenza, anche prevedendo l'inserimento di medici e informazione già al primo anno, sia nei reparti delicatissimi come quelli dell'emergenza e dell'urgenza, sia per quanto riguarda la medicina generale. E noi riteniamo che non si affrontino e non si risolvano così i problemi. Pensiamo che ci sia bisogno di una sanità davvero universale che deve garantire un servizio a tutti, e pensiamo che non sia possibile solamente avere delle soluzioni tampone che magari sono state fatte in questi giorni per anche diciamo esigenze di carattere amministrative, ma che non risolvono il problema. Quindi non è una polemica sulla sanità del Veneto, che è una sanità che deve essere migliorata con delle soluzioni, ma è una diciamo necessità di introdurre degli interventi correttivi davvero importanti. L'ultima battuta, un altro tema di cui ci siamo occupati è stato il presidio dei sindacati allo storico capannone del petrolchimico di Marghera. Era il 13 maggio, poi c'è stata la delibera d'acquisto del comune, da qui il destino di uno storico capannone che insomma rischia di perdere in qualche modo la sua identità in una fase di trasformazione come questa, no? Di tutto il settore e di tutta l'area del petrolchimico di Marghera. Ma diciamo che il capannone del petrolchimico di Porto Marghera è un luogo simbolico che ha un grande valore storico, che è stato teatro di tante battaglie per il destino dei lavoratori, per i loro diritti, per la sicurezza di Porto Marghera. Ora, quella storia non può essere liquidata semplicemente con un acquisto da parte del comune, che pure è un'azione giusta. Bisogna che il capannone rimanga ai lavoratori, rimanga ai sindacati, continui ad essere un luogo di aggregazione per la città, e quindi è necessario che i sindacati vengano pienamente coinvolti nella gestione di questo luogo, e che questo possa avvenire fin da subito. Io non capisco che cosa stia aspettando il comune ad aprire un tavolo immediato, una volta perfezionato l'acquisto, con i sindacati per dire come dovrà essere destinato questo, come dovrà essere utilizzato questo luogo così importante. Grazie segretario, grazie per essere stato in nostra compagnia. Buona giornata Andrea Martella, arrivederci. Grazie. Allora noi restiamo sul tema maltempo, vediamo se abbiamo con noi collegato il nostro Christian Arboit. Allora abbiamo due collegamenti in sospeso, il nostro Christian Arboit per il Giro d'Italia. Andiamo subito da lui. Sì, Christian, ti vedo collegato. Buongiorno Christian, sì, allora siamo da te. Anna, buongiorno a te e ai telespettatori di Antenna 3. C'è grande attesa ovviamente qui a Treviso. Oggi arriva il Giro d'Italia che fra poco partirà da Borgo Valsugana. La carovana rosa, come sai, porta sempre grandi emozioni, grandi momenti di sport, anche perché di fatto è un testa a testa fra l'equadoregno Caravaz e l'australiano Hindley, 3 secondi di distacco, quindi si decide tutto in questi giorni nelle tappe venete. Quindi oggi la carovana rosa arriva in Veneto, la tappa sui colli del Prosecco, ma non solo. Come dicevo, si parte da Borgo Valsugana, siamo quindi in provincia di Trento, si scende verso la Valbrenta, quindi Primolano, scale di Primolano, Fastro, Arsier, Seren e poi ancora Feltre, Basso Feltrino, Quero, si fa il ponte di Fener e si arriva in territorio trevigiano a Valdobbiadene, Guia,
Puglia, quindi i colli ovviamente unesco del Prosecco e poi l'iconico muro del Poggio, poi si scende verso Susegana, Spresiano e quindi Treviso. Qui con me tanti ospiti, tutti di primissimo piano. Mi è fuggito, ma penso arrivi fra qualche istante, il sindaco di Treviso Mario Conte. Qui con me il grande, lo riconoscete tutti, Stefano Garzelli, scalatore, ciclista professionista per tanti anni. Garzelli, che emozioni, è sempre un'emozione il Giro. Ma il Giro è un qualcosa di unico, io dico sempre che è una festa nazionale, oltre a essere un grandissimo evento sportivo. Per me è il 27° Giro d'Italia, 18 da corridore, 9 con la Rai, quindi però è sempre un'emozione unica vedere le città addobbate di rosa, la gente in festa, quindi il Giro è il Giro, non ci sono aggettivi per descriverlo. Sei un grandissimo scalatore, si decide tutto sul tappone dolomitico di sabato, quasi tutto, si deciderà molto. Molto, sì, senza dubbio. Domani comunque la tappa di Castelmonte interessante, però penso che in tanti staranno pensando già al tappone dolomitico. Arrivo sulla mitica Marmolada dove è stata scritta la storia del ciclismo, sarà lì. Poi vedremo se magari anche Verona potrà essere decisivo, quindi è un Giro incerto, bello da seguire fino all'ultimo metro. Tutto ancora da vivere, grazie davvero Garzelli. Unione Ciclisti Trevigiani Ettore Barzi, presidente, anche per i ciclisti trevigiani un grande momento questo, presidente. Sapere che il Giro è a Treviso e sapere che il traguardo è a 50 metri dalla sede dell'Unione Ciclisti Trevigiani, questo è stato per noi la ciliegina che ci ha fatto così anche presentare la nostra sede a molta gente che sta arrivando a Treviso. Qualcuno non sapeva neanche che avevamo questa sede storica e sicuramente invidiabile da tanti. Credo che stiamo facendo il nostro dovere per farla conoscere, questa Trevigiani, che è ormai la più vecchia società d'Italia, e siamo molto orgogliosi che il Giro sia a Treviso. La sede qui sotto il Porta Santomano, sì, la nostra sede storica. E tra l'altro oggi è affollatissima. Oggi è affollatissima, che abbiamo preparato circa 5.000 palloncini che li diamo a tutti i ragazzi, più le varie bandiere e più tutto quello che possiamo aver dato in questa giornata. Senta, chi vince? Caravaz, Hindley? Oddio, qua adesso, come diceva prima l'amico Garzelli, sicuramente si deciderà sabato o domenica. Comunque il Giro è bello perché la classifica è molto ristretta e perciò fino all'ultimo giorno sarà veramente un avvenimento particolare. Quindi qui a Treviso si potrà fare la storia di questo Giro? Io credo di sì, oggi no, ma credo che passerà la storia perché è stato un grande Giro. Prego. Presidente Barzi. Ecco qua il sindaco di Treviso Mario Conte, indaffaratissimo oggi, padrone di casa. Sindaco, si è parlato tanto di ripartenza, si parla tanto di ripartenza in questi mesi, a volte con un po' di retorica, ma qui non c'è nessuna retorica, c'è tanta gente che è pronta a festeggiare. Infatti i veri padroni di casa sono gli appassionati dello sport, di ciclismo, i bambini, le famiglie, i nonni, insomma tutte quelle persone che è vero abbiamo chiesto qualche sacrificio oggi, magari hanno dovuto purtroppo chiamare una babysitter o rinunciare a mezza giornata di lavoro, però credo che in questo momento anche pensare alla parte emotiva, alla parte umorale della nostra comunità sia importante, e quindi queste manifestazioni internazionali danno lustro alla città e fanno ripartire lo sport, il turismo, l'economia. Insomma, considerate che da 3-4 giorni gli alberghi sono tutti pieni proprio perché sono legati a questo evento, e i ristoranti la stessa cosa. Io sono contento, chiedo scusa se qualcuno ha dovuto fare qualche sacrificio, però l'appello che faccio è: godiamoci questa giornata di festa, c'è il sole, tanta bella gente, sport, bambini, famiglie, insomma ci sono. Diciamo che anche le polemiche sulla chiusura delle scuole e quant'altro fanno sempre un po' giro, anche fanno un po' parte del Giro d'Italia, perché insomma sono polemiche ricorrenti. Sì, ci stanno. In realtà poi la risposta più bella a queste polemiche è andata proprio le scuole, i bambini,
che hanno tappezzato le loro scuole, le ringhiere con degli striscioni dove salutano affettuosamente il Giro e i corridori. Credo che questa sia stata l'ennesima lezione che ci ha dato i bambini, dove a fronte delle polemiche loro rispondono con il sorriso. Lei oggi vedrà il Giro qui da Treviso o farà un'incursione anche al Ca del Poggio? No, saluto tutti gli amici di Ca del Poggio che stanno festeggiando. Io oggi mi dedico alla mia città, anche perché voglio stare accanto alla polizia locale, alla protezione civile, agli alpini, a tutte quelle persone che invece stanno lavorando, e quindi oggi mi dedico alla mia città. Saluto però tutti coloro che stanno facendo festa e saluto tutti quei cittadini che invece scenderanno in strada per vedere i ciclisti. Grazie Sindaco, come vedi Anna l'atmosfera è quella giusta, ovviamente con Mattia Pizzaia monitoreremo questa giornata di festa e di sport. Ti restituisco al momento la linea. Grazie Cristian, ovviamente chiedicela quando vorrai. Noi andiamo subito a Roma, dove per noi è collegato Federico D'Incà, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ci scusiamo Ministro per averla fatta attendere, avevamo questa finestra aperta sul Giro d'Italia che anche per l'indotto che porta per il Veneto è sicuramente importante. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, ma comunque è il Giro d'Italia, è una grande festa, è la maglia rosa, insomma per tanti appassionati e amanti del ciclismo è il momento più importante del nostro paese, e quest'anno finalmente si potrà anche fare, diciamo, in libertà, trovarsi insieme, poter essere tifosi lungo il tracciato, insomma, e poi ci sono delle bellissime tappe di montagna e quindi siamo tutti quanti in grandissima attesa. Senta, vorrei tornare con lei, Ministro, perché so che è in contatto con il sindaco di Asolo sul maltempo che ha colpito la Marca trevigiana, non solo, anche il Veneto la scorsa notte. Si sta raccogliendo la documentazione per far partire, diciamo, lo stato di crisi e poter avere i risarcimenti. Noi abbiamo parlato anche con tanti agricoltori che sono molto preoccupati. La situazione è davvero critica nelle campagne della Marca. Che cosa può fare il governo? Cioè, qual è l'iter adesso che partirà per loro? Io sono stato in contatto diretto con il sindaco di Asolo, che è uno dei luoghi più colpiti in assoluto, ma tutta la pedemontana trevigiana per andare verso Vicenza, colpita in maniera molto pesante. Noi stiamo cercando di comprendere appunto la conta dei danni, poi sarà chiaramente la Regione Veneto a indicarci le modalità rispetto, insomma, allo stato d'emergenza per queste aree, insomma, e quindi poi interverremo in Consiglio dei Ministri cercando di poter dare delle risorse aggiuntive per in qualche maniera aiutare tutte le persone che hanno visto colpite, diciamo, le loro case. Anch'io ho visto i video che state vedendo appunto al fianco, e in prima mattinata mi sono arrivate immediatamente queste stesse immagini che voi avete, con una quantità di grandine che, devo dire, sembra di vedere qualche paese di montagna durante l'inverno, non sicuramente in piena estate luoghi della pianura padana o appena, insomma, della pedemontana veneta. Quindi sono momenti difficilissimi, siamo vicini alla popolazione, in contatto diretto, capiamo perfettamente il dramma degli agricoltori che hanno visto perso il loro raccolto, e poi chiaramente le abitazioni e le strutture pubbliche che hanno subito gravissimi danni, oltre, come si vede anche dall'immagine, il verde pubblico. Sono fenomeni che in qualche modo si stanno verificando troppo spesso, e questa situazione ci deve far riflettere su quanto è importante non dimenticare i fenomeni di surriscaldamento globale che hanno queste punte massime di gravissimi danni, di violenza inarrestabile. Viene in mente subito la tempesta Vaia, che ha colpito pesantemente un'ampia fetta del Bellunese, insomma, e di aree limitrofe. Il nostro intervento, anche in questo momento in cui si parla di energia, deve essere concentrato non su ritornare ai fossili, ma andare verso la direzione delle rinnovabili per raffreddare diciamo, il nostro pianeta e permettere di ritornare a fenomeni normali. Altrimenti quei danni che voi vedete sono semplicemente l'inizio di una lunga serie che provocherà danni a persone e cose, e che colpiranno pesantemente da quei prossimi anni. È compito di questa generazione e di questa politica che si sta confrontando in queste ore trovare soluzioni, essere di esempio al mondo intero per l'utilizzo di rinnovabili e riuscire a tracciare una nuova strada sul riscaldamento globale. Ecco, volevo arrivare proprio a questo, perché poi noi abbiamo parlato ieri con agricoltori che hanno detto oggi è così, l'anno scorso c'è stata la gelata, c'è stata anche la cimice asiatica, e quindi comunque tutta
tutta una serie di fenomeni atmosferici che stanno colpendo il nostro territorio e dovuti ovviamente al riscaldamento globale. Quindi il governo non perderà la bussola della sostenibilità nonostante le emergenze che sta affrontando in questo momento? Anzi, io credo che serva un'accelerazione in questo momento per andare nella direzione delle rinnovabili. Non c'è altra possibilità. Il nostro compito è mettere diciamo, a terra gli oltre 60 miliardi di euro che sono destinati al cambiamento energetico del nostro paese. La trasformazione energetica è, come sapete, uno dei punti fondamentali del Movimento 5 Stelle. Il PNRR voluto e ottenuto da Giuseppe Conte con il Movimento 5 Stelle, quel governo così importante per il nostro paese, deve mettere in pratica questo cambiamento importantissimo che ci possa rendere autonomi da gas, carbone, petrolio, perché noi abbiamo grandi qualità sotto il profilo energetico nel nostro paese. Questa crisi difficilissima che stiamo affrontando a livello globale sul gas, dovuta chiaramente alla guerra tra Ucraina e Russia, dove la Russia è l'aggressore, ricordiamolo sempre, ci deve però dare la possibilità di un cambiamento tecnologico e delle energie presenti nel nostro paese, e l'unica energia che non è in mano di nessun paese al mondo è quella rinnovabile del sole, dell'eolico, e mai come in questo momento il governo sta facendo di tutto per mettere diciamo, subito in attivazione i tanti impianti e i tanti investimenti che le aziende vogliono fare nel nostro paese. Senta, l'ultima battuta, ne abbiamo parlato anche prima con Andrea Martella, è legata all'accordo che pare raggiunto sulla questione delle concessioni balneari con gli indennizi che in qualche modo arriveranno, e questo DDL concorrenza in cui la maggioranza sembra aver trovato la quadra per l'appuntamento del 30 di maggio. Assolutamente, se sentite anche la mia voce un po' rauca perché abbiamo speso moltissima energia in queste ultime giornate per trovare una quadra. La quadra si è trovata, quindi penso che all'incirca in questo momento la Commissione Bilancio del Senato voterà il parere, poi si ritornerà nella Commissione 10ª attività produttive, si concluderà l'esame del testo sulla concorrenza, con il voto anche sull'emendamento 2 bis che riguarda appunto la parte con i balneari. Diciamo che in qualche maniera si è venuto incontro ad una parte delle esigenze, e poi vi saranno i decreti legislativi che valorizzeranno diciamo, il lavoro fatto oggi, e quindi ci aspettiamo un lungo lavoro ancora da qui al 31/12, ma che possa da una parte permettere di venire incontro insomma, a quella sentenza del Consiglio di Stato che pone un limite per il rinnovo delle concessioni, i nuovi bandi di gara entro il 31/12 del 2023, trovando delle soluzioni che in qualche maniera da una parte cerchino di dare una sorta di quadro normativo che venga incontro alle esigenze anche di chi oggi diciamo, esprime tante aziende del territorio che lavorano nel settore turistico e della balneazione, che sono i proprietari delle concessioni oggi. Dall'altra parte permetta anche di riuscire a poter diciamo, valorizzare ancora di più il patrimonio delle nostre coste, e soprattutto insomma, permettere che la persona che si avvicina in queste ore, in queste giornate, nella prossima estate alle nostre coste, trovi sempre un servizio adeguato e anche diciamo, possa in qualche maniera avere diciamo, prezzi, qualità del servizio sempre migliori lungo le nostre coste, e come sapete insomma, sono una delle parti fondamentali anche del turismo di tutto il Veneto. Sì, perché insomma, la concorrenza serve, no? Per dare nuove occasioni di sviluppo e insomma, in qualche modo permettere anche di abbassare i prezzi che stiamo vedendo sempre più alti in questo periodo, ovviamente a causa dei grandi rincari che ci sono e i venti di guerra che ormai soffiano da più di 1 mese e mezzo li hanno portati qui da noi, poi 2 anni di Covid, però insomma rimaniamo sul tema che la concorrenza è sana ed è importante anche appunto per favorire un abbassamento dei prezzi e anche occasioni di competitività e sviluppo per il territorio. Ministro, grazie per essere stato con noi, ci aggiorniamo ovviamente se vi saranno anche delle novità per quanto riguarda gli indennizi per i danni causati dal maltempo. Sono io che vi ringrazio, una buona giornata a tutti, presto. Arrivederci, Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà con noi questa mattina. Noi andiamo in pubblicità, pochissimi minuti, e poi ci collegheremo con Giorgio Polegato col Diretti per fare il punto, la conta dei danni e capire di che cosa ha bisogno oggi l'agricoltura. Tra poco.
Eccoci, ben ritrovati. Allora siamo partiti in qualche modo dal maltempo, perché ieri vi abbiamo fatto vedere le immagini di Asolo, di Giavera del Montello, in qualche modo della Marca trevigiana con Spresiano, ma poi c'è anche Vicenza. Insomma, sono tanti i comuni in cui vento e pioggia hanno fatto ingenti danni, e oggi è la giornata in cui bisogna mettere nero su bianco tutta la documentazione per far partire la richiesta per lo stato di calamità. Giorgio Polegato, buongiorno, Coldiretti Treviso, grazie per essersi collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ci aiuta a fare il punto di quanti sono i danni, a quale tipo di culture. Abbiamo visto che la festa della ciliegia di Masera è stata annullata perché addirittura pare che quasi il 100% del prodotto sia andato distrutto. Ci aiuta a fare il punto? E diciamo che l'area più colpita è sicuramente l'Asolano, ma non solo, perché se andiamo a vedere è partita da lì ed è attraversato tutta la provincia di Treviso, è andata a spegnersi a Gorgo Monticano, perciò veramente ha fatto 60-70 chilometri, una cosa mai vista con questa violenza, diciamo. È chiaro che nel mezzo ci sta tutto, dalla viticoltura alla frutta, al seminativo, perché chiaramente la grandine è stata di grande intensità, è durata anche parecchio e purtroppo i danni sono molto evidenti. Siamo passati dalla siccità dei mesi invernali a questi temporali che sono assolutamente devastanti, tropicali direi, e inaspettati, perché siamo appena a maggio e non voglio immaginare cosa ci aspetti in futuro. Se pensiamo che l'anno scorso in 60 giorni di pioggia ci sono stati 56 eventi con la grandine, fa capire che purtroppo ormai la dobbiamo mettere in preventivo e non si sa dove colpisce, perché se negli anni scorsi c'erano delle zone più indicate rispetto ad altre, qua invece non c'è una zona che si salvi, perché ogni temporale, ripeto, è una grandinata o da una parte o dall'altra. Sicuramente la ciliegia nell'Asolano, come anche la stessa viticoltura, è stata colpita in maniera importante, ma ripeto, tutta la fascia proprio trasversale che va dalla Pedemontana fino quasi al Veneziano è stata colpita in maniera devastante. Però senta Presidente, ma allora qual è il destino degli agricoltori? Cioè che cosa bisogna fare? Bisogna assicurarsi, visto che stiamo andando incontro a eventi atmosferici così imprevedibili che non sono nemmeno più così stagionali. Ieri abbiamo parlato con dei produttori di kiwi, tra poco le faccio vedere il servizio, che ci dicevano noi abbiamo perso anche l'annata del prossimo anno, che cosa facciamo? 4.000-5.000 euro per noi non sono nulla. E allora come muoversi? Ha detto giustamente, oggi noi è anni che cerchiamo di sensibilizzare i nostri associati con quella che è l'assicurazione, che è l'unico modo per difenderci oggi da queste situazioni che sono sempre più, ripeto, devastanti. Perciò non c'è alternativa, perché sì, ok, lo stato della calamità è giusto richiederlo, ma sappiamo che è sempre difficile, oppure non si può fare affidamento a che arrivino, diciamo, quei risarcimenti che sarebbero necessari. Perciò l'assicurazione oggi è quella che copre in maniera più vera, diciamo, il danno. Anche perché se pensiamo sicuramente ai kiwi, ma la stessa viticoltura, il prosecco, con redditi da 20-25 mila euro all'ettaro, se ti viene una grandinata e non sei assicurato, li perdi totalmente, non c'è verso, e credo che ci stia assolutamente questo costo che ti mette a riparo e ti permette di far bilancio, altrimenti un'annata persa come poteva essere, come può essere quest'anno, è devastante. Allora le facciamo vedere il servizio raccolto ieri dalla redazione di Treviso, proprio con la testimonianza di alcuni agricoltori. Siamo a Giavera del Montello, qui cultura del kiwi. Glielo facciamo vedere, poi lo commentiamo insieme, Presidente. Ho trovato tutta la parete staccata, rovesciata nel pavimento, tutte a pezzi, i vetri sparsi dappertutto. Intanto tanta paura e non sono cose che si possono descrivere.
La vetrata che si stacca dalla parete della lunga terrazzata in realtà è solo l'ultimo dei pensieri della famiglia Breitenberger, che questa mattina si è svegliata con l'intero raccolto 9 ettari di campi distrutto dalla grandine. I kiwi erano in piena fioritura, le piante ferite non solo nel frutto ma anche nella parte legnosa, compromesso anche il raccolto del prossimo anno. Eravamo tutto a posto, oggi si doveva aprire le reti perché era in fine fioritura. Si riescono a salvare? No, si sono rotti anche i tralci del prossimo anno. I danni potrebbero salire fino a 50.000 euro. Alla Kiwini le reti ancora non erano stese, come invece nell'azienda vicina da Ilamonato. Le reti hanno fatto effetto vela, tirando completamente giù tutto l'impianto che era pronto con gli spaghi per la piantumazione di nuove piante in sostituzione di quelle morte a causa del marciume delle radici. Tra gli agricoltori della frazione di Cosignana oggi il telefono squilla incessantemente. Alla conta dei danni si aggiunge la rabbia di una categoria a cui la natura non sta dando tregua, tra gelate, batteriosi e cimice asiatica. Mi ha fatto anche a me collassare un po' l'impianto, non danni così, però è tutto da rimettere mano. E poi ho fatto un impianto di kiwi rosso che è fatto completamente sotto una serra, quindi un nylon, e ha completamente bucato il telo. Da dove riparti adesso? Adesso la prima cosa che faremo è chiedere lo stato di calamità. Immagini che nemmeno i più anziani, padri di famiglia che hanno fondato queste aziende ora in mano ai figli 50 anni fa ricordano. Nella vicina azienda agricola di Villorba, nonno Andrea, tutte le colture hanno subito danni. A Maser, patria della ciliegia, la storica sagra è stata annullata con un avviso diramato oggi. I danni alla raccolta e agli impianti ammontano quasi al 100%, distruggendo un intero anno di lavoro. Non abbiamo più prodotto da esporre e da vendere, ha detto il presidente della Proloco. L'evento è annullato. Allora, vedo collegato il sindaco di Maser, datemi la conferma, lo saluto. Se non è ancora... Eccola, buongiorno sindaco, grazie per essersi collegata con noi. Arriviamo subito da lei. Vorrei un attimo tornare da Giorgio Polegato per un commento a questo servizio, anche perché in questo caso noi abbiamo proprio parlato con giovani agricoltori che dicono hanno preso in mano le aziende agricole dei padri e sono in difficoltà. Quali sono i settori più colpiti? Ad esempio qui stiamo parlando del kiwi, ma c'è il prosecco, c'è la ciliegia. Facciamo un po' una fotografia dei settori più colpiti anche per la stagionalità ovviamente del prodotto. E poi vorrei fare un passaggio anche sull'agricoltura, diciamo, per i giovani. Le immagini siano molto eloquenti, poi Filippo Breitenberger è un nostro consigliere provinciale, perciò conosco bene quella realtà di un produttore che ha sempre creduto al kiwi, l'ha sempre valorizzato, trasformato, perciò è un danno sicuramente importante a lui e a tutti quelli chiaramente del territorio. Sicuramente la ciliegia è quella più colpita perché chiaramente era in periodo quasi di raccolta, perciò possiamo immaginare quale sia il danno che hanno subito i produttori, ma comunque tutti quanti quelli che sono stati colpiti, che vuol dire frutta, vuol dire per la superficie più grande l'aspetto viticolo, col prosecco in primis, e il seminativo hanno avuto importanti. Perciò sicuramente questo non sono segnali che incoraggiano i nostri produttori, ma sappiamo purtroppo che sono cose che succedono sempre più spesso purtroppo, e dico che è un'ulteriore testimonianza che l'assicurazione, ripeto, è l'unico modo che dipende da questo, perché non ci sono altri mezzi, neanche le reti antigrandine con queste situazioni riesce a sopperire al problema, perciò è sicuramente demoralizzante, se vogliamo, anche. Uno lavora tutta una stagione per pensare, per poter raccogliere i frutti di un lavoro anche duro, e poi in pochi minuti ti vede distrutto tutto quello che è stato fatto. Cosa chiederete alla Regione Polegato? Chiederemo che ci sia quanto e come possibile un rimborso a questi danni che sono devastanti. Speriamo che ci siano i fondi, che ci sia la disponibilità per farlo, perché credo che queste situazioni eccezionali che succedono ci deve essere lo Stato, la Regione che interviene, che dà una mano, che sostiene appunto queste aziende che altrimenti perdono per un anno tutto quello che è stato fatto, ed è veramente preoccupante anche per il proseguo delle attività. Perciò chi non è assicurato almeno
possa pensare di riuscire in qualche maniera a venirne fuori da una situazione così drammatica. Allora, resti collegato con noi, andiamo da Claudia Benedosso, sindaco di Maser. Sindaco, buongiorno. Allora, domenica doveva esserci la festa, erroneamente è stata chiamata sagra, ma sostanzialmente la festa della ciliegia, annullata ancora dopo 2 anni di Covid. In che contesto è stata presa la decisione? Quanto difficile è stato prendere questa decisione? Sì, subito, già ieri mattina prestissimo, i produttori e la Proloco, che è il nostro braccio operativo per l'organizzazione della mostra della ciliegia, mi hanno chiamato e abbiamo fatto una riunione d'urgenza e insieme con tutti i produttori sono stati anche sentiti tutti i produttori, siamo andati anche a verificare gli impianti e tutti assieme abbiamo deciso che non c'era il prodotto, quindi perché come sapete la nostra ciliegia è una delle primizie, il 20% era già stato venduto, ora era pronto per la raccolta e la vendita il 40% necessario per la mostra, prodotto che non ci sarà e pertanto è stato deciso di annullarla. La gente viene qui per la ciliegia, ecco, dopo si ferma anche per vedere altro, ma in primis domenica sarebbero venuti qua per acquistare la nostra ciliegia. È quantificabile la perdita? In termini finanziari non ancora, perché bisogna aspettare qualche giorno, ecco, per capire soprattutto se tra 10-15 giorni le ciliegie tardive, che sono circa un altro 40%, potranno essere vendute, però questo lo sapremo solo tra qualche giorno. Senta, che sentimenti ha raccolto tra i produttori, tra gli imprenditori? Io ieri mattina, le dico la verità, un produttore di kiwi e uno di ciliegia si sono messi a piangere, si sono disperati. Infatti non mi era mai capitato, ecco, di vedere, sono 2 persone anziane che psicologicamente stavano tanto male da piangere ieri mattina. Anche perché lei queste storie, sindaco, immagino le conosca, no? Sono i produttori storici del suo territorio che hanno anche dato al territorio questa specificità grazie al sudore, insomma, del lavoro di anni e anni. Certo, anche perché sono bravi, perché abbiamo cambiato anche tipo di produzione dall'albero, adesso hanno cominciato ad avere impianti con piante anche più basse, una coltivazione di tipo più intensivo, hanno inserito anche nuovi tipi di ciliegia, ecco, di modo che avere un prodotto non solo da metà maggio, ma avere un prodotto fino almeno al 20 di giugno, ecco, quindi è gente che si è impegnata. Dico, fortunatamente non si vive solo di ciliegia qui, perché è un'integrazione del reddito, però è stato un investimento, insomma, ci sono spese che non verranno coperte con questi danni. Cosa può fare il comune? Prego. Il comune, quello che è la prima volta, ecco, nella storia che la mostra eccetto i 2 anni della pandemia, che come sappiamo, non potendo fare assembramenti, abbiamo dovuto sospenderla, però è la prima volta nella storia della nostra mostra che la mostra non si fa perché non abbiamo il prodotto a causa di un grave evento atmosferico, ecco. Il comune cosa fa? Intanto cerchiamo di rincuorare le persone, ecco, a sapere che il comune è vicino già è qualcosa. Ho già scritto alla Regione Veneto per capire come fare affinché poi la Regione chieda lo stato di calamità e quali sono poi le procedure che i produttori devono seguire, e quindi poi noi daremo l'assistenza sicuramente amministrativa, burocratica a questi piccoli produttori, perché sono piccoli produttori e purtroppo anche molti non sono neanche assicurati, ecco, questo purtroppo ho constatato questo ieri, ecco, perché che la maggior parte sono troppo care le assicurazioni.
Sì, oltre a quello, ma non c'è ancora, ecco, questa mentalità. Si spera sempre, siccome questi eventi atmosferici, vabbè, sono qualche anno ormai che capitano, però si pensa sempre che non accada così in maniera così grave, ecco. E quindi le dico, sono pochi quelli che sono assicurati. Dovremo, ecco, fare un ragionamento anche su questo per il futuro, sicuramente. Grazie Sindaco, ci ha dato un input importante, no? È un messaggio importante quello che stiamo lanciando, che in qualche modo ha già lanciato il direttore Polegato. Direttore, vorrei tornare brevemente da lei allora abbiamo detto che sarà la Regione a dover far partire diciamo uno stato di crisi, da lì gli indennizzi potranno arrivare per questi produttori. Adesso che cosa succede? Cioè, quali sono i prodotti del territorio su cui punterete, sperando ovviamente che il tempo ci assista? Ma diciamo che non c'è un settore privilegiato rispetto a un altro. Quello che noi faremo, come ha detto anche il Sindaco, è dare tutta quell'assistenza necessaria, fare in modo che se ci sono dei fondi vengano distribuiti nella maniera più equa e tutti possono attingerne facendo le giuste richieste. Però come diceva, ripeto, il Sindaco, non c'è altra forma ormai che l'assicurazione, ed è un peccato ancora che qualcuno ancora non capisca che non è più un caso isolato il fatto che capitano queste situazioni, ma purtroppo, dico io, è sempre più frequente e nessuno è immune o è esentato da queste situazioni. No, ripeto, l'assicurazione oggi è un costo, ma è un costo necessario che le aziende devono affrontare per salvare un'annata importante come può essere stata quest'anno o quella che potranno venire, perché quando si perde anche un 50%, o 60, o 70, o l'80, quello che può essere, quello non lo recuperi più, perciò l'assicurazione ti mette a riparo, ti copre dei costi e almeno ti salvi un anno di lavoro. Grazie Polegato, Coldiretti Treviso, per essere stato con noi in questo collegamento. Sindaco, ovviamente torno da lei, Sindaco di Masero, ovviamente ci aggiorneremo per capire, no, se con le tardive si riuscirà a riaprire un po' la pagina. Certo. In questa occasione. Un abbraccio virtuale davvero a tutte le persone che lei in questo momento sta seguendo e che devono affrontare una ripartenza, perché a tutti gli effetti si tratterà di una ripartenza. Sicuramente, grazie a voi. Grazie arrivederci, a voi. arrivederci. Claudia Benedos, sindaco di Maser. Allora, noi tra pochissimo ci collegheremo con l'Appe di Padova, bar, ristoranti, pubblici esercizi. A Padova è stata firmata la Carta dei Valori, ora cercheremo di capire che cos'è, ma prima vi diamo qualche notizia di cronaca per ritornare all'attualità. Andiamo a Vicenza, un'operazione per scoprire, indagare il lavoro nero sul territorio vicentino. La compagnia di Tiene che l'ha portata a termine, ci sono sanzioni per oltre 70.000 euro. Scoperti dai finanzieri di Tiene 6 lavoratori irregolari impiegati in 3 bar, una tabaccheria, una birreria, tutte attività dell'Alto Vicentino, tra Tiene, Zugliano, Breganze e Sandrigo. In 3 di questi locali è stata accertata la presenza di personale irregolare in misura superiore al 10% di quello presente sul posto ed è stata proposta e ottenuta da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza la sospensione dell'attività. I successivi accertamenti hanno permesso anche di appurare il pagamento degli emolumenti ai dipendenti non regolarmente assunti senza l'utilizzo di metodi tracciabili in relazione a 41 mensilità. In base alle irregolarità riscontrate sono state elevate ai legali rappresentanti delle imprese controllate sanzioni amministrative pari a circa 70.000 euro. Restiamo nel Vicentino, andiamo a Montecchio. Il sindaco ha indicato al questore quali sono le zone con problemi di degrado. Vediamo. Montecchio Maggiore, il sindaco segnala problemi di sicurezza e di ordine pubblico. Il questore risponde organizzando un blitz nelle zone a più alta tensione sociale. 30 uomini e donne della Polizia di Stato, dei Carabinieri, delle Fiamme Gialle con un'unità cinofila e della Polizia Locale entrano in azione contro lo spaccio di droga e la microcriminalità. In particolare i controlli si concentrano vicino alla stazione degli autobus utilizzata dagli studenti e poi in centro storico e nei parchi pubblici. 4 i posti di controllo effettuati lungo
lungo le arterie che conducono al centro abitato. Vengono identificate 49 persone, di cui 18 straniere e 11 con precedenti penali o di polizia. Verifiche anche in 2 locali e su 573 veicoli. Al termine delle operazioni il questore ha firmato 2 fogli di via obbligatori da Montecchio Maggiore per un periodo di 3 anni nei confronti di 2 personaggi gravati da precedenti e senza titolo per restare nel territorio di Montecchio, e poi 3 avvisi orali e 5 ordini di allontanamento dall'Italia nei confronti di 2 nigeriani, un togolese e un ghanese. A Santa Maria del Rovere alle 15 lunedì i funerali di Luca Simeonato, il biker che non ha retto al dolore della morte della moglie dalla quale era unito ormai da 26 anni e si è tolto la vita. I funerali di Giovanna Vanin sono stati celebrati invece martedì nella chiesa parrocchiale di San Giorgio di Quinto. Un altro addio per chiudere il cerchio di una tragedia che continua a scuotere la comunità. Lunedì prossimo alle 15 nella chiesa di Santa Maria del Rovere a Treviso i funerali di Luca Simeonato. Un addio 6 giorni dopo quello alla sua amata Giovanna. Non c'era martedì scorso in chiesa a Quinto il 54enne titolare dell'officina Shop 74 perché 24 ore prima si era tolto la vita, distrutto dal dolore di non poter avere più accanto sua moglie, morta per un edema cerebrale. La scelta terribile di Luca ha diviso e continua a dividere la comunità. Una storia d'amore di quasi 30 anni, spezzata dalla precaria condizione di salute della donna, finché la sua morte ha spinto il 54enne a farla finita. Marito e moglie conosciutissimi per la loro passione per le Harley Davidson. Il popolo dei bikers che ha affollato la chiesa di Quinto martedì ci sarà anche per l'addio a Simeonato. Sarà il saluto finale, commosso, a una coppia unita in un fatale, tragico destino. Ecco, allora dunque avete sentito, il funerale di Luca Simeonato sarà celebrato alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria del Rovere, siamo nel Trevigiano. Adesso andiamo a vedere un servizio realizzato dalla redazione di Padova. I sindacati del comparto sanità lanciano una raccolta firme per chiedere che la sanità padovana resti pubblica e che quelli che erano gli eroi del Covid vengano valorizzati, non solo a parole. Noi chiediamo dignità a chi lavora in sanità e ai cittadini soprattutto che usufruiscono del servizio, perché se noi non ripristiniamo i numeri che servono, che non sono solo la sostituzione di chi c'è nel 2018, ma consideriamo i sospesi, consideriamo a tutta l'attività arretrata che ha creato il Covid, non potremo dare una risposta sanitaria adeguata al territorio. Noi chiediamo questo con la pandemia e con la raccolta firme. Una petizione per chiedere un rafforzamento della sanità pubblica e nello specifico dell'ULSS 6 Euganea, evitare privatizzazioni ed esternalizzazioni e togliere il blocco delle assunzioni per rilanciarla valorizzando le risorse umane. Questo decremento o non incremento del personale, perché molto personale se ne sta andando, provato da 2 anni di pandemia in cui non ha avuto un riconoscimento economico adeguato alla propria professione. Questo chiede il sindacato degli infermieri Nursind, che il personale infermieristico venga riconosciuto proprio le sue competenze specifiche, anche adeguando uno stipendio correlato a quello della comunità europea. Sono circa 300 le posizioni che mancano nella sola ULSS 6 dalle stime dei sindacati, infermieri, OS, ma anche personale amministrativo. I pronto soccorsi sono strutture in grande difficoltà perché soffrono, diciamo, di tutta la crisi della catena del sistema di produzione sanitario, della riduzione dei posti letto che sono stati necessari e che il Covid ha portato con sé, e sono strutture che costringono il personale a lavorare sempre in prima linea, che è un tipo di lavoro assolutamente logorante. Allora, come promesso, ora ci occupiamo, passiamo dal tema della sanità ad un altro tema, quello della ristorazione, perché ieri a Padova è stata firmata la Carta dei Valori della ristorazione italiana. Cerchiamo un po' di capire insieme a Filippo Segato, presidente di Appe Padova, che è l'associazione che riunisce i pubblici esercizi del Padovano, cerchiamo di capire che cos'è, ma soprattutto perché, Filippo, c'è stato bisogno di una firma di questo tipo, di una certificazione di questo tipo. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli spettatori. Se ne sentiva effettivamente il bisogno perché la categoria dei pubblici esercizi, ristoranti ma non solo, anche trattorie, pizzerie, bar, locali serali e quant'altro, escono da 2 anni e mezzo di crisi, di rivoluzione, di cambiamenti come mai nella storia, o almeno nella storia recente, si erano verificati. Quindi ne escono in parte con le ossa rotte, in parte con le idee confuse, in parte con sicuramente incertezza sul futuro, e quindi la nostra federazione nazionale, avvalendosi anche della professionalità di Davide Rampello, che è un giornalista piuttosto noto in campo turistico e gastronomico, ha pensato di porre un po' di punti fermi, di realizzare una sorta di manuale, delle linee guida, che poi ha voluto ribattezzare Carta dei Valori, perché appunto il tutto, la ripartenza, o meglio, come è scritto nel documento, la rinascita del settore può avvenire soltanto se ci sono dei valori condivisi, valori che devono portare appunto a una buona ristorazione, una ristorazione che riscopra il gusto della ricerca, il gusto del bello, il gusto della condivisione degli spazi, dei tempi, dei momenti, e anche che riscopra e quindi riprenda le ricette e le tradizioni della memoria, innovandole però con le nuove tecniche e le nuove tecnologie. Senta, voi avete, a Padova si va al voto, voi avete anche incontrato i vari candidati. Quali sono le richieste del comparto? Per noi è importante intanto che i pubblici esercizi vengano riconosciuti come attività a pieno titolo di tipo turistico, perché insomma una ricerca recente dell'Università di Padova, fatta proprio in collaborazione con il Comune, ha rivelato che i turisti, dopo l'interesse per i beni culturali e architettonici della nostra città, il secondo motivo, o meglio la seconda attività che vogliono svolgere durante la loro permanenza a Padova è beneficiare di quella che è il prodotto e l'offerta enogastronomica tipica del territorio. Viene prima di attività come lo shopping, la visita ai musei, la visita attività di tipo di intrattenimento, la visita ai centri religiosi. Ecco, quindi l'enogastronomia deve essere considerato così com'è un punto fermo dell'offerta turistica del nostro territorio, non solo a livello di città di Padova ma anche a livello di provincia e addirittura a livello anche regionale. Date queste premesse, poi abbiamo anche detto quali sono i 5 punti sui quali secondo noi la futura amministrazione comunale dovrebbe intervenire. Li riepilogo molto velocemente. Il primo è l'accesso alla città, quindi accesso vuol dire il tema della ZTL, il tema dei parcheggi, il tema del tram o comunque trasporti pubblici in generale. Il secondo tema è quello della movida, che deve essere regolamentata e quindi diventare buona movida, perché hanno ragione molti residenti di determinate zone della città a dire che dopo una certa ora della notte determinate zone appunto diventano invivibili. Ecco, noi non vogliamo però che la responsabilità venga addossata agli esercenti, tanto è vero che appunto i problemi si manifestano spesso dopo che i locali sono chiusi. Il terzo tema è quello, è collegato comunque al secondo, dei plateatici. Molto spesso vengono visti come fonte di degrado, di disturbo, di schiamazzi. In realtà 1 metro quadro occupato da un tavolino, da una sedia, 1 metro quadro presidiato dall'esercente, 1 metro quadro pulito, dove c'è accoglienza e dove non c'è invece assembramento, dove non ci sono rumori e non c'è il mancato controllo, anzi è un'area presidiata e controllata. Quarto tema riguarda l'asporto rifiuti, sia dal punto di vista dei costi. I pubblici esercizi sono una delle categorie che spendono di più, anche nei 2 anni in cui sono rimasti chiusi, hanno speso migliaia di euro per un asporto di rifiuti che non ci sono stati ovviamente perché locali chiusi per decreto. E il quinto e ultimo tema riguarda il rilancio del centro ma soprattutto dei quartieri, perché molte volte l'amministrazione comunale organizza eventi, manifestazioni, intrattenimenti, ma sempre con l'ottica rivolta, con gli occhi rivolti al listone, alle 3 piazze. A volte basta spostarsi di 100 o 200 metri e già non si traggono benefici dagli eventi che vengono organizzati. Ancora peggiore è la situazione nei quartieri periferici della città.
È importante questo excursus perché fa capire su quali punti, quali sono le priorità per un settore che è un settore fondamentale per il nostro territorio. Prima in apertura parlavamo di concessioni balneari perché il turismo traina ovviamente lo sviluppo del Veneto, ma non solo, si tratta anche di qualità della vita quando parliamo di pubblici esercizi e in qualche modo voi aiutate la famosa lotta al degrado che tutte le amministrazioni comunali vogliono fare. Voi siete i primi baluardi anti-degrado, l'abbiamo visto anche noi documentato con le nostre immagini. Presidente, in ultima battuta, il problema del personale c'è ancora, è evidente, non siamo su un litorale ma siamo su una città d'arte che probabilmente vedrà arrivare molti turisti quest'estate. Sì, non riguarda soltanto la città di Padova, ma anche le attività ubicate ad esempio nei Colli Ugani, pensiamo a tutti i ristoranti e trattorie della zona dei Colli. E ormai siamo arrivati al punto in cui le attività si rubano, tra virgolette, il personale tra di loro, magari quindi stabilimenti balneari, alberghi, ristoranti, vanno tutti a pescare nello stesso serbatoio, nello stesso bacino e si rubano appunto un po' i dipendenti. È una cosa che non vorremmo vedere. Dobbiamo, e proprio ieri in occasione della presentazione della Carta dei Valori abbiamo voluto invitare anche il dirigente scolastico dell'Istituto Pietro D'Abano proprio per fare in modo che si comincia a instaurare un dialogo tra il mondo della scuola, quello che poi è propedeutico all'entrata dei lavoratori nel nostro settore, e il mondo dell'impresa, perché è fondamentale che ci sia questo dialogo. Grazie Filippo Segato per essere stato in nostra compagnia, buon lavoro a voi, a tutta la categoria e per quello che rappresentate per il territorio, davvero ancora un grazie. Arrivederci Filippo. Grazie a lei, arrivederci a tutti. Arrivederci. La categoria più colpita nel settore turistico, bar e ristoranti sono coloro che hanno pagato di più il prezzo del Covid con chiusure, avete sentito, costretti a pagare le tasse dei rifiuti anche quando clienti non ve n'erano. Quindi a maggior ragione sono importanti le promesse che la politica farà anche a questa categoria in questa tornata elettorale. Torniamo da Cristian Arboito ora perché vi ricordo che oggi a Treviso arriva la Carovana Rosa, Giro d'Italia, 18ª tappa. Eccoci Cristian. Sì, Anna, buongiorno di nuovo a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo in un Sancta Sanctorum del ciclismo, in particolare del ciclismo trevigiano, all'interno della sede dell'Unione Ciclisti Trevigiani. Ve l'ho presentato poco fa il presidente Ettore Barzi, che adesso però ci aiuta a fare un po' di luce sulla grande storia del ciclismo trevigiano. Presidente, qui siamo in mezzo a tantissimi cimeli, a tante coppe. Qual è la più preziosa? Qual è quella più importante? Quella più importante è qua sulla sinistra, dalla parte mia, è una dei tempi ancora della nascita della Trevigiani, 2013-2014, però sarebbero tutte da far vedere, perché storia è storia, 109 anni non sono pochi e pertanto colgo l'occasione oltretutto di ringraziare anche Antenna 3 perché a far vedere la nostra sede è un momento di orgoglio. E adesso però per l'illustrazione di qualsiasi altra cosa magari c'è il vicepresidente che è un ex ciclista che magari è più facile che lui si ricorda di me. Sei il vicepresidente, ecco, nome e cognome? Roberto Zanatta. Ecco, Zanatta. Che emozioni si prova ogni volta che si entra in questa sede? È emozionante perché è una società che ha 109 anni che fa attività ciclistica. Credo che in Italia non ci siano altre società così longeve. Per questo voi nel 2013 lo possiamo vedere, scusa Anne, gli spazi sono un po' angusti ma vi facciamo vedere tutto. Voi avete avuto il collare d'oro al merito sportivo che non si riconosce a tutti. Sì, il collare d'oro è il massimo riconoscimento che può avere un atleta o una società nell'ambito sportivo. Avevamo già la medaglia la stella d'oro al merito sia del Comune di Treviso sia della Federazione Ciclistica Italiana e sia del CONI, e poi è arrivata questa che
E adesso più su non si può andare. Più su non si può andare. Con noi c'è anche Renato Ferlin, che è tesoriere dell'associazione. Prima, Ferlin, lei mi mostrava questa coppa che vi è stata data dal Presidente della Repubblica. Dal Presidente della Repubblica in onore di una corsa che abbiamo fatto a Roma. Ecco, tra l'altro poi ci sono delle coppe molto interessanti all'interno di questo ufficio, coppe risalenti ai primi anni del Novecento. E sono tutte in argento. Ecco, qui Anna vedi proprio l'evoluzione, no? Sì. Queste sono quindi dei primi anni del Novecento, poi Ferlin, se ci giriamo, queste sono più della guerra, prima della guerra mondiale, poi dell'epoca fascista, se non sbaglio. Sì, più altri trofei che abbiamo preso in tutti questi anni. E sono davvero tanti. Questo in particolare, lo vedo, è particolarmente Treviso, città di Brescia, quindi un memorial che si è tenuto a Brescia, è una coppa impegnativa questa. Sì, molto importante, ma l'altra molto importante è questa nella gara di Brescia. Quale ci mostri? Dove c'è stata? Qua ce ne sono parecchie, ma insomma, eccola qua. Questa è una delle più importanti. Sì, del trofeo di Brescia. Ecco, facciamo un giro molto veloce, a proposito di giro, all'interno anche di questa stanza. Qui ci sono tutti i gagliardetti, gli stemmi, questo è antichissimo, mi spiegavate. Di che anno, Presidente? 2013. Sempre no. 1913, quindi questo è risalente al 1913. L'originale di Gagliardetto della Trevigiani. Naturalmente ne siamo molto orgogliosi perché non è facile tenere un gagliardetto così importante e perciò in ogni manifestazione particolare come oggi riteniamo opportuno di metterlo in mostra. Ecco, e qui c'è anche un album dei ricordi, proviamo a sfogliarlo solo per un attimo. Un album che riguarda gli anni, l'album d'oro di tutte le società, vedi? Qua ci sono ancora le prime fotografie e diremo così un dépliant che ha un suo valore storico. Quando il ciclismo era ancora più faticoso. Sicuramente sì, c'erano ancora i tubolari che si portavano attraverso la spalla, eccetera. Naturalmente ogni tanto arriva qualche corridore che magari in questo momento ha una ottantina di anni come il sottoscritto e succede anche che sfoglia questo album e si ritrova magari quando aveva partecipato all'Unione Ciclisti Trevigiani. Quando ancora i social non c'erano. C'è il famoso Giovanni Pinarello, noto imprenditore che voi sapete benissimo, e questo ci riempie di orgoglio. Sono foto uniche. Grazie davvero, grazie Presidente, grazie a tutti voi per l'accoglienza e per averci mostrato questo angolo bellissimo di Treviso. Ecco, grazie mille, gentilissimo davvero, grazie. Noi usciamo solo per un attimo perché ti voglio mostrare, Anna, l'atmosfera che si respira qui a Treviso. Siamo sempre in Porta San Tommaso e quindi stiamo andando verso Piazzale Burchiellati. L'atmosfera ovviamente è sempre più festante per certi versi, ci sono persone di tutte le età, stanno un po' da tutta e non solo da tutta la Marca. Qualcuno, vediamo se la vedo in tinta, perfetta. Sì, buongiorno, in tinta sì, per la giornata di oggi. Rigorosamente in rosa qui. Sì, rigorosamente in rosa, anche se è la mia prima volta qui a Treviso, per il Giro d'Italia. Ecco, cosa le sembra? È una ripartenza vera questa? Sì, sì, una bella ripartenza dopo il Covid e comunque anche per quanto riguarda questi eventi comunque molto sentiti dai trevigiani. Grazie e buona giornata. Signora, anche lei. È una bellissima giornata, sono innamorata del ciclismo purtroppo da anni e anni e sono molto contenta che sia arrivato finalmente anche a Treviso ancora. E non mancano, mi pare, i turisti, che ne dici? Assolutamente. Giornata positiva anche da questo punto di vista.
Grazie signore, buona giornata a voi. Poi ci sono sempre i nostri amici della sede ciclistica, ma vedo anche dei volontari, come sempre i carabinieri in prima linea. Lei, ecco, vedo è già in piedi, è il responsabile, mi pare di capire. Buongiorno, io sono il coordinatore di tutti i carabinieri dell'Associazione Nazionale Carabinieri al Giro d'Italia e quindi noi facciamo un servizio di controllo e sicurezza assieme all'RCS per tutte le tappe del Giro. Li vede disciplinati questi trevigiani? Ma i trevigiani sono disciplinati, io poi sono trevigiano, quindi gioco in casa oggi. A maggior ragione. Certo. Sì. Ecco, quanti siete? Noi in tutti, tra partenza e arrivi, siamo in 42 volontari. 42 volontari. Gestiamo le partenze con una squadra e la più grossa è quella che gestisce tutti gli arrivi del Giro d'Italia. E quindi voi state seguendo tutto l'evento, perché immagino che tutti i carabinieri in congedo, tutta l'associazione sia mobilitata. Sì, noi seguiamo tutte le tappe del Giro, dalla prima all'ultima. Sono già 22 anni che facciamo questo servizio, io sono 16 anni che coordino tutte le squadre. Adesso vi state un po' rifocillando. Sì, un po' di riposo ci vuole. Ho una squadra comunque sempre operativa, non siamo mai fermi, siamo sempre operativi. In turno, come procede, come va? Tutto ok per quest'anno, tutto ok. È dura ma ne vale la pena. È dura ma ne vale la pena. Certo che sì. Buona giornata a tutti. Grazie. Volete salutare a casa qualcosa? No, grazie, una bella sorpresa veramente. Grazie, buon lavoro davvero, buon lavoro quindi anche ai carabinieri in congedo. Qui vedo sempre l'Associazione Nazionale. Buona giornata e buon lavoro anche a voi. Vediamo un attimo, Anna, se troviamo qualcun altro. Ecco, ci sono diversi. Ecco, vedo di nuovo l'atmosfera, quindi il sindaco si sta facendo entusiasta. Sì, no, sono con i ragazzi del coro Stella Alpina che tra l'altro tra poco si esibiscono e stavamo decidendo che brani cantare. Ma allora fateci un'anticipazione. No. Dovete venire nel villaggio e alle 15 ci sarà l'esibizione del coro del gruppo folclorista. Un quarto d'ora di tempo abbiamo. Un quarto d'ora? 3 canzoni. Che canzoni? Una almeno ce la dica. La Montanara, Monte Grappa e Oi della Val Camonica. Quindi pieno spoiler. Grazie mille, grazie, buona giornata. Ecco, Brindisi, quindi tutto bene anche per voi. Perfetto. L'atmosfera è quella giusta, signora. Giustissima. Noi siamo stati solo da Prica l'altro giorno, un po' di pioggia ma fa niente, comunque il giro sempre giro. Ci sta anche quello. Bellissimo. Grazie davvero, grazie a tutti. Anna, con Mattia Pizzaia ti restituisco la linea. Ovviamente continueremo a raccontare questa giornata, questa 18ª tappa del Giro d'Italia, che parla veneto, che parla trevigiano. Grazie Cristian, questo è quello che in gergo noi giornalisti chiamiamo il colore e a maggior ragione, visto che oggi 18ª tappa, la carovana rosa arriva nella Marca trevigiana di colore, è giusto parlare. Però c'è una notizia molto importante, è stata pubblicata adesso dal Gazzettino, ve la facciamo vedere. Vaiolo delle scimmie, primo caso diagnosticato in Veneto. La notizia davvero di pochi minuti fa, un paziente in isolamento a casa, il caso è appunto nel Veronese e diagnosticato dall'Istituto di Ricerca dell'Ospedale Negrara di Verona. E allora purtroppo non possiamo non tornare a parlare della situazione emergenziale che ha colpito questi 2 anni il nostro paese, ma non solo, in realtà tutto il mondo, e poi della carestia che questo sta comportando con la guerra in Ucraina e quindi l'emergenza alimentare che stiamo affrontando. E di questo vorrei parlare con un profondo conoscitore del continente africano e di quello che anche il nostro paese può fare per l'Africa e per l'emergenza alimentare. Don Dante Carraro, direttore del QAM. Don Dante, buongiorno. Vediamo se ci sente, pronto? Non sento il collegamento, chiedo alla regia di aiutarmi, nel frattempo eventualmente possiamo mandare in onda
un servizio, perché non abbiamo in collegamento Dondante, non è Dondante quello che vi abbiamo fatto vedere in onda, ma abbiamo un appuntamento con il QAM, quindi vediamo tra poco se riusciamo a farvelo vedere. Nel frattempo, per tornare a parlare di emergenza, vi facciamo vedere il servizio della redazione di Padova legato all'emergenza dei cinghiali. I cinghiali che stanno devastando anche qui le colture sui colli padovani, un grande problema di cui ci siamo occupati e l'ente Parco Colli si è occupato in diverse battute. Quindi i colli stanno vivendo sia l'emergenza maltempo, sia appunto quello di cui abbiamo parlato prima con il presidente dell'APE di Padova, la ricerca del personale, manca personale per lavorare nei ristoranti, che sono ristoranti di altissima qualità sui colli euganei di Padova, e ora il problema è anche legato ai cinghiali. Vediamo. Continuano gli abbattimenti nell'area dei colli euganei, ma il problema dei cinghiali diventa sempre più un'emergenza. Gli agricoltori dell'area chiedono da anni interventi strutturali alla luce dello spostamento degli ungulati che stanno invadendo zone come le vallette di Ospedaletto Euganeo, alla ricerca d'acqua in periodo di siccità. La provincia di Padova ha la settimana scorsa incaricato un tecnico balistico per calcolare in maniera particolare alle vallette in zona Ospedaletto il numero di altane che si possono installare per sparare ai cinghiali. Contemporaneamente si sta valutando l'inserimento di una recinzione o con rete fissa o con fettuccia elettrica per contenere all'interno dell'area delle vallette i cinghiali che ormai stanno uscendo e stanno anche invadendo i territori limitrofi. 700 i cinghiali abbattuti da inizio anno nell'area protetta dei colli, secondo i dati diffusi da Riccardo Masin, presidente dell'ente parco e sindaco di Galzignano, che commenta: le attività di controllo vengono monitorate dal Parco Colli, diventato una sorta di laboratorio per questo problema. Per raggiungere l'obiettivo, però, le azioni devono essere continue e capillari. Andiamo in centro a Treviso. Ieri un piromane ha tentato di dare fuoco all'ingresso di una palazzina e l'aiuto degli uomini del mercato, gli ambulanti, ha permesso che si verificasse il peggio. Abbiamo intervistato il titolare di Muscoli, uno degli storici, una delle storiche osterie proprio della zona della pescheria. Sono le 6 del mattino quando in piazzetta San Parisio arriva un uomo già conosciuto alle forze dell'ordine. In mano ha una bottiglia, sembra disorientato. Ad un tratto raggiunge l'ingresso di questa palazzina, getta il liquido infiammabile, gli dà fuoco. Scusa, fuoco qua. Se entri a prendere queste tende cominciano ad essere problemi seri. A parlare è Fabio Tambarotto, titolare della nota osteria Muscoli. L'ingresso che ha preso fuoco è quello dell'abitazione dove vive il fratello. Questo signore barcollante si è messo qua nell'angolino e non si sa perché, non si sa per come, con una bottiglia d'acqua ha dato fuoco al contenitore degli ombrelli, solo che le fiamme sono divampate immediatamente. Le fiamme sono divampate subito. Se raggiungeva punti un po' più infiammabili poteva essere pericoloso per l'intero condominio. A fermare l'uomo sono stati i commercianti del mercato della piazzetta che sono subito intervenuti, hanno bloccato l'uomo e spento le fiamme. Sul posto sono intervenuti poi i sanitari del SUEM 118 che hanno portato l'uomo in ospedale e la polizia. Sono stati momenti di paura, ci racconta. Quello è il fatto che ti svegli alle 6 di mattina e hai l'ingresso che va a fuoco. Allora vi facciamo vedere l'intervista realizzata dal nostro Christian Arboit al virologo Fabrizio Pregliasco, che domenica è intervenuto proprio sul vaiolo delle scimmie. Ve lo facciamo vedere perché, lo ripeto, per chi si dovesse essere collegato, dovesse aver acceso la televisione soltanto in questo momento, è stato diagnosticato un primo caso di vaiolo delle scimmie nel Veronese, dunque in Veneto. Vi facciamo sentire l'intervista di Christian Arboit. Il vaiolo delle scimmie è dovuto a un pox virus simile al vaiolo umano, che sappiamo è una malattia eradicata e che dal 1980 per questo non è più necessario eseguire una vaccinazione che noi più anziani
abbiamo eseguito, e peraltro tutto questo ci può aiutare rispetto alla possibile infezione proprio per la vicinanza fra questi due virus. Questo è il quadro di partenza per Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università di Milano, nei giorni in cui si registrano i primi casi in Italia di vaiolo delle scimmie. Quello che preoccupa un po' in questo momento è il fatto che sia in Italia che in Inghilterra e negli altri stati, pochi i casi ad oggi, non sono tutti correlati con la frequentazione di luoghi in cui questa malattia è endemica, cioè nel Centrafrica, e quindi sembrerebbe che questo virus abbia acquisito la capacità di rendersi più facilmente di infettare a livello interumano. La malattia è curabile, sottolinea Pregliasco, e per contrarla servono rapporti molto ravvicinati, quelli sessuali sono maggiormente a rischio. È necessario un contatto prolungato attraverso un contatto faccia a faccia per via respiratoria, oppure contaminandosi con le vescicole di questa patologia, perché questo vaiolo assomiglia un po' alla varicella come manifestazione, con manifestazioni più evidenti, con bolle più grosse che poi nell'arco di 2 settimane diventano croste. Virus che comunque può essere tenuto sotto controllo, indispensabile per l'esperto continuare a fare rete recependo la lezione del Covid. Non cadiamo nell'infodemia e nella paura per una patologia conosciuta, dove c'è un'autorisoluzione nella stragrandissima maggioranza dei casi, degli antivirali specifici e in prospettiva già un vaccino autorizzato ma non usato. Allora, queste sono le dichiarazioni del virologo Fabrizio Pregliasco. Abbiamo recuperato Don Dante, che dovremmo avere collegato con noi. Grazie, è una presenza preziosa per noi oggi, Don Dante. Abbiamo appena dato la notizia che è stato riscontrato un caso di vaiolo delle scimmie in Veneto. Sono 2 anni che il nostro paese lotta contro il Covid e lei l'emergenza Covid la conosce bene, perché ha visto anche quali sono stati gli effetti nel continente africano, che seguite da sempre con i medici per l'Africa. QAM, buongiorno. Che effetto le fa intanto sentire questa notizia, Don Dante? Ma fa l'effetto che rinforza un po' la consapevolezza che il Covid ha evidenziato, e cioè che dobbiamo avere un sistema di sorveglianza nei confronti specialmente delle virosi, dei virus, che ci deve allertare in modo da poter intervenire quanto prima. Devo dire che questa del vaiolo, per fortuna, è una malattia conosciuta, come diceva il professore prima, siamo protetti. Ecco, saperlo ci consente, 1, di identificarlo, e 2, poter affrontare questa nuova, chiamiamola virosi che sta circolando, conoscendola, quindi sapere quali sono gli atteggiamenti per prevenirla, e nel caso si dovesse essere a rischio, sapere anche che c'è una vaccinazione che funziona, e che se uno prende la malattia, l'esito in questo caso, per fortuna, è un esito relativamente debole, relativamente non dovrebbe. Allora, tutto questo ci deve insegnare che dobbiamo essere preparati e dobbiamo rafforzare i sistemi sanitari, non solo per quel che riguarda l'alta chirurgia, l'alta specializzazione in termini di patologie, un tumore, una patologia grave, ma anche in termini di sistemi di sorveglianza, per esempio, sistemi di sanità pubblica che ci allertino quando c'è un virus che può prendere anche le nostre aree. Questo il Covid ce l'ha insegnato qui e anche in Africa. Senta, c'è un altro virus contro il quale noi non possiamo nulla, sono i venti di guerra che stanno mettendo in crisi l'economia mondiale. Sappiamo che Russia e Ucraina sono i più grandi esportatori di cereali, di grano e di orzo, soprattutto in Africa. Che livello di crisi alimentare stiamo rischiando per il continente africano? Non c'è dubbio che noi stiamo lavorando in 8 paesi dell'Africa subsahariana. Sono paesi fragili che vanno dall'Etiopia, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, giù,
fino al Mozambico e all'Angola. Allora le sottolineature sono di due tipi, i prezzi delle derrate alimentari, tutte, perché poi il grano è il punto di svolta, voglio dire, l'Uganda con il blocco dei trasporti del grano, di queste derrate alimentari, per dire l'Uganda, la farina, un chilo di farina di grano è passata da 5.000 scellini ugandesi a oltre 10.000, quindi vuol dire da a 1,03 euro a quasi 3 euro, per dire, come dire, lo sbalzo in avanti. Ma posso dire del diesel, sempre in Uganda siamo passati da 3.200 scellini ugandesi a oltre 6.000, quindi raddoppiati, vuol dire che se prima costava grosso modo 1 euro, adesso è arrivata a 2 euro, ma nel giro di un mese. Parlo solo dell'Uganda, ma la stessa cosa sta capitando in Etiopia. Io sono tornato da poco dall'Angola e più o meno, come dire, il quadro è questo qua, ma è una cosa drammatica perché la gente faceva fatica prima. Allora un aumento dei prezzi così impattante sta producendo dei drammi a livello sanitario. Allora qui cito appunto l'esperienza ultima che ho fatto in Angola, cioè negli ultimi 3 mesi i bambini malnutriti dell'ospedale di Shulo, dove noi stiamo lavorando nel sud dell'Angola, sono raddoppiati. Noi abbiamo la pediatria che ha una sezione di una decina di letti di bambini malnutriti gravi. Quando dico i bambini ricoverati per malnutrizione, intendo dire quelli che vengono chiamati bambini SAM, cioè S severe, A acuta, M malnutricio, cioè la malnutrizione severa acuta, che vuol dire rischio di morte per quei bambini. Allora abbiamo 10 letti, negli ultimi 3 mesi abbiamo dovuto allargare quei 10 letti ad altri 10 perché i bambini non ci stavano più, e abbiamo il raddoppio dei bambini severi acuti malnutrici. Questo è l'effetto a lunga gittata gravissimo che sta determinando in Africa. A lunga gittata intendo dire che parte dall'Ucraina, parte sì, dalla Russia, e lo vediamo impattante, tremendamente impattante proprio nella vita delle famiglie, dei bambini, di quelle mamme di questi paesi poveri. Che cosa possiamo fare, Don Dante? Dobbiamo tenere aperti i mercati alimentari, almeno i mercati alimentari, perché la guerra non accenna a fermarsi. Allora qual è la nostra responsabilità? Che cosa possiamo fare? La nostra responsabilità è di far di tutto per trovare un accordo di pace per quello che sta capitando a conseguenza di questo atto scellerato della Russia nell'invadere l'Ucraina. Però anche lì dobbiamo trovare strumenti, spazi di dialogo, perché altrimenti diventa un dramma che va a toccare in particolare le fasce povere della popolazione e dei paesi più poveri del pianeta, vedi quello africano. Prima cosa. Seconda cosa, sicuramente tenere aperti assolutamente i mercati alimentari e tentare di favorire tutto ciò che consente la disponibilità di cibo a prezzo accessibile nei paesi poveri in particolare. Ovvio che queste sono politiche di natura internazionale. E poi per quel che riguarda noi che siamo sul campo, non c'è dubbio che dobbiamo fare uno sforzo ulteriore, non solo per non perdere la fiducia, perché a volte costa, pesa queste situazioni. Allora dobbiamo tenere la barra dritta del nostro impegno, della nostra motivazione, vicini a questa gente, con l'aiuto di tutti. Ecco, io credo che, sperando in attesa che la pace arrivi, così essere vicini a questa gente, anche a noi, che stiamo facendo sto lavoro e che abbiamo bisogno di aiuto di tutti. Quindi ogni goccia è importante, no? In questo mare, l'aiuto di tutti è importante anche per aiutare voi, il lavoro del QAM in Africa da decenni ormai. Quindi Don Dante, grazie davvero per la sua testimonianza, per averci ricordato che l'emergenza non è solo in Ucraina, ma si sta spostando e sta dilagando a macchia d'olio anche in tanti altri paesi, e purtroppo il continente africano è ancora quello più fragile. Grazie Don Dante per essere stato in nostra compagnia.
Arrivederci e buon lavoro. Grazie di cuore, grazie davvero, grazie. Buon lavoro a tutto il QAM Medici con l'Africa, QAM per il grande lavoro che stanno facendo in un continente così difficile come quello africano. Siamo arrivati alle previsioni del tempo. Io vi ricordo che dopo questa prima parte di prima edizione ci sarà uno speciale con il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. I temi saranno tanti: molestie, violenza, mobbing e discriminazione sui luoghi di lavoro, e di bonus psicologo, quali i requisiti, come richiederlo e come funziona. Cerchiamo di chiarire tutto questo insieme alla nostra Alice Montagnier. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Previsioni del tempo. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Bentrovati al meteo. Tempo sostanzialmente buono, sia pure con l'anticiclone africano leggermente indebolito. Ancora una certa instabilità culminante nelle ore pomeridiane. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 26 maggio ci mostra una situazione tranquilla. Avremo un ampio soleggiamento. Addensamenti nuvolosi ad evoluzione diurna più significativi sulle zone montane e pedemontane nel pomeriggio, con occasionali temporali, possibili poi fin verso le pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 12 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Sui rilievi probabili rovesci sparsi entro sera. Temperature minime sui 17-20 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente sarà soleggiato, a seguire però non si escludono dei fenomeni a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 12-15 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Ben ritrovati in studio in diretta straordinaria a 3. Parliamo quest'oggi di molestie, di violenza, di mobbing e dunque discriminazioni sul luogo del lavoro e del bonus psicologo. Lo faremo in compagnia del mio ospite che vi presento subito. In studio con me c'è il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Buongiorno e ben trovato. Grazie, nei buongiorno, nostri studi. buongiorno a tutti. Allora, dottor Canil, partiamo dal caso che ha fatto molto scalpore delle molestie alla Dunata degli Alpini e di questi giorni anche le molestie al cantante Blanco, che abbiamo letto sui giornali, è stato palpeggiato durante un concerto. Insomma, sono temi caldi che aprono vari spunti di riflessione. Ma che differenza c'è tra avance, apprezzamenti e vere e proprie molestie e violenze sessuali poi? È una domanda quanto mai attuale, perché anche molte persone se lo stanno chiedendo quale sia il sottile confine tra l'uno e l'altro. Spesso qualcuno ironicamente, ma insomma tra serio e faceto, chiede proprio ma fin dove può arrivare ancora il corteggiamento perché non diventi un reato penale. Allora, insomma, senza entrare in temi giuridici, diciamo così, da un punto di vista psicologico chiaramente la differenza la fa il fatto che un'azione volta all'avvicinamento affettivo, relazionale piuttosto che sessuale sia consentito da ambedue le parti in gioco o meno. Quindi nel momento in cui dall'altra parte chi subisce una qualche tipo di, chiamiamola in modo generico, avance, comincia a manifestare ben poca intenzione o addirittura si sente leso nella dignità personale, allora lì si configura un atto di cosiddetta molestia.
È pur vero che insomma, anche nell'ambito forense vediamo che a volte qualcuno dice ma già un'azione singola può essere considerata molestia se dall'altra parte viene respinta. Però insomma, la questione poi diventa molto complicata anche sul fatto che è difficile spesso considerare quale tipo e quali circostanze specifiche hanno condotto una persona a manifestare una qualche richiesta verso un'altra. Poi questo si media ovviamente con le modalità, il grado di aggressività, le intenzioni, la comunicazione verbale e non verbale, il tipo di linguaggio, quindi un insieme complicatissimo di aspetti che noi esseri umani mettiamo in campo continuamente. Lì dove c'è la finalità di andare ad avvicinare un'altra persona, fa una differenza. Se poi a tutto questo aggiungiamo un aspetto corporeo, quindi il toccare, il non toccare, l'avvicinarsi in un certo modo, lì si apre un altro capitolo molto complesso e che tira in ballo non solo fattori che come dire, fanno lavorare molto gli studi forensi, ma anche proprio culturali che appartengono, cioè delle modalità che appartengono ad una cultura, diciamo di tipo geografico, che ci sono differenze che dobbiamo considerare da un paese all'altro o da una cultura all'altra, ma anche proprio di epoca che stiamo vivendo. E quindi tutto sommato, dico anche positivamente, c'è una maggiore tutela, soprattutto della figura femminile che insomma purtroppo non è stata così considerata come negli ultimi anni. Invece, venendo all'esempio del cantante, suscita nell'inconscio collettivo, rubiamo un termine all'allievo di Freud, suscita un tipo di reazione un po' diversa, no? Per taluni magari fa sorridere, però effettivamente può essere vissuto un avance, una molestia con altrettanta indignazione o offesa proprio alla persona. Temi molto complessi, anche molto delicati. Io ricordo ai nostri telespettatori a casa che possono interagire con noi chiamandoci, il numero lo vedete in sovraimpressione, dello 0422 1628 332. Lei, dottor Canil, poco fa diceva il confine è molto sottile e questo è certamente vero, ma molto la fa anche la sensibilità di ognuno di noi, no? Abbiamo sentito proprio riguardo a questi casi, la Dunata degli Alpini, il cantante, eccetera, persone insomma, che hanno detto a me fa anche piacere se comunque mi rivolgono un apprezzamento, invece chi dice no, non si può fare perché comunque meglio evitare. Insomma, la sensibilità di ognuno di noi è determinante in questo. Assolutamente sì. Ciascuno di noi è un essere, un individuo unico e quindi anche una sensibilità unica, ma anche delle intenzioni che possono essere uniche. Noi prendiamo lo stesso identico gesto che può compiere una persona, se proiettato verso la persona A può avere un esito, può avere un risultato, verso la persona B può diventare qualcosa di terribile. Quindi dobbiamo considerare questa variabile e dobbiamo considerare sempre il contesto entro cui avviene. Certo, il contesto può non diventare un attenuante per la persona che subisce e si sente offesa, no? Perché è anche giusto, una persona può avere il diritto di dire beh, per me comunque un tale gesto o una parola che mi viene detta mi arreca offesa, e lì appunto abbiamo la sensibilità individuale che va assolutamente rispettata. Ovviamente tenendo conto poi dei casi limite, ma che diciamo non rientrano proprio nella molestia, ma vanno anche ben oltre, che purtroppo leggiamo anche nelle pagine di cronaca, lì dove alcune situazioni purtroppo nascono molto piccole e si sviluppano poi nel tempo, ma hanno un esito molto più violento e, come dire, e offensivo per la persona.
Quindi anche da questi fatti, no, che nascono dal poco e diventano molto grandi, le persone generalmente stanno vivendo un'epoca in cui sono molto attente, perché l'estraneo di fondo non lo conosciamo e temiamo che possa avere anche dei risvolti un po' più drastici. Ecco, forse a volte ci dimentichiamo che anche le parole e i gesti che apparentemente sembrano più innocenti possibili, a volte segnano comunque un livido, no? Questo sì, soprattutto nelle persone che nel loro passato hanno già avuto, quindi parliamo di una prima infanzia o di esperienze adolescenziali, hanno già avuto delle esperienze negative che li hanno segnati, e quindi queste ferite generalmente poi comportano un'ipersensibilità, perché spesso ciò che avviene nell'attuale va a richiamare qualcosa che fa parte della nostra esperienza. Spesso purtroppo sono vittime di mobbing, molestie o comunque comportamenti sgradevoli, persone che nel loro passato hanno già avuto delle ferite importanti, e questo non dobbiamo dimenticarcelo, perché magari non lo leggiamo nei giornali questo aspetto, però negli studi, spesso negli ambulatori arrivano questo tipo di confessioni, e quindi dobbiamo tenerne conto. Ecco, ad esempio parliamo delle molestie di strada, non sono ancora ritenute in Italia un reato specifico, mentre in altri paesi all'interno della comunità europea come la Francia sì. C'è da dire che comunque oggi c'è una maggior tutela, no? Lo diceva anche lei poco fa. A che punto siamo in Italia su questo fronte? Ma in Italia mi sembra che su questa specificità, è chiaro, non abbiamo anche quel tipo di tutela sull'avance così quotidiana o di strada, però insomma c'è una grandissima attenzione, e io vedo proprio c'è anche una stretta collaborazione della giustizia con le figure preposte alla cura, oppure anche al creare una perizia ad hoc su questi casi, e quindi direi che siamo a un ottimo punto. C'è una grande attenzione per tutte le categorie, e tutti gli addetti ai lavori vedo che si danno un grande affare, partendo dalla legislazione, ma poi arrivando proprio anche alla concretezza dei casi che dobbiamo seguire, che sia sull'ambito proprio degli avvocati, ma che sia anche sull'ambito delle figure di cura, quindi i medici, i psicologi e tutte le figure coinvolte. Certo. Le do un dato, un numero, ed è 70%. Il 70% delle ragazze in età insomma adolescenziale, ma anche oltre, dichiara di aver subito molestie in luoghi pubblici e di essersi in qualche modo sentita a disagio. È una percentuale notevole. È una percentuale notevole, bisogna capire un pochino sempre, la statistica va sempre compresa poi per come è costruita. Non stento a credere, sicuramente sarebbe importante che queste situazioni venissero intanto raccontate in famiglia, condivise, affinché queste ragazze non si sentano da sole. Però bisogna creare tutti insieme una sorta di educazione alla civiltà, alla progressione, no? Perché non siamo più l'Italia, o per meglio dire il mondo di un secolo o due fa, e quindi un pochino tutti dobbiamo imparare a rieducarci, no? Al rispetto, insomma purtroppo sono episodi sgradevoli, ma che un po' tutti abbiamo avuto esperienza perché li abbiamo visti fondamentalmente. Sono cose che accadono e che non dovrebbero più accadere. È mancanza di educazione, è una cultura della sessualità, insomma dei ruoli della società forse distorta. Da che cosa si può far risalire? Tanti risvolti, io penso che siano tutte vere queste ipotesi, soprattutto credo che sia una condivisione su un tipo di percezione che si ha dei ruoli, no? Maschio, femmina, oppure adulto, adolescente, oppure l'idea per alcuni che ad esempio ai ragazzini si può parlare in un modo mentre agli adulti in un altro.
ci sono tutti questi aspetti che io dico sono da rieducare, nel senso che va condivisa una visione del mondo e va proposta. Chiaramente chi ha già un'impronta di questo tipo un po' negativa ci metterà molto di più, però insomma speriamo anche in una progressione migliore. Ecco, abbiamo citato il caso della Dunata degli Alpini, abbiamo citato il caso del cantante, perché però se è un uomo a ricevere questi apprezzamenti fa meno scalpore, ci indigna meno? Perché? Chissà, probabilmente la figura maschile viene vista proprio come una figura che è più in grado di difendersi magari, però non è neanche detto. Generalmente viene associato per abitudine, no? al mondo femminile il fatto di ricevere delle avance o peggio ancora delle molestie. È anche vero che in ambito specifico sta cominciando a succedere il contrario e quindi c'è una diversa visione anche da parte del mondo maschile del fatto che alcuni episodi sgradevoli, magari non desiderati, ecco, diciamo così, vengono vissuti come un'offesa alla dignità. Chiaramente tutta la nostra cultura ha avuto una direzione diversa da questa, no? Ma oggi viviamo proprio un periodo, io credo, in cui c'è una rivalutazione del rispetto che bisogna dare a tutte le categorie, no? Anche le più disparate, e forse è proprio quello a cui bisogna arrivare, una parificazione. Io dico anche però questo, col buon senso, cioè senza rendere una cosa, diciamo, volutamente visibile alla cronaca, o insomma poi c'è sempre spazio a chi vuole rendere tutto troppo evidente, e quindi insomma col buon senso non esagerare né sul prendere troppo alla leggera, ma neanche sull'appesantire delle situazioni, perché rischiamo di diventare una società, se no, da un lato che fa un passo indietro e quindi prende troppo alla leggera, ma dall'altro che rende tutto polemizzabile e quindi certo, andiamo incontro ad uno scontro, non ad un legarsi della società. Forse è anche cambiato il modo di fare questi apprezzamenti, probabilmente il ciao bella che ci si sentiva dire una volta oggi è diverso, oggi forse si trascende anche un po' di più. Sì, credo sia sempre molto soggettivo, no? Quel ciao bella di cui lei parla aveva un senso una volta, che poi non è più quello di oggi. Vedo nei giovani invece una grande attenzione a questo, insomma non tutti, per carità, perché le marginalità esistono in qualsiasi aspetto della vita, però insomma ci sono anche molti ragazzi rispettosi che hanno una modalità completamente diversa da tutto un passato massiccio, importante, che ha caratterizzato appunto l'idea dell'approccio. Dobbiamo ingentilirci tutti quanti, questo è importante secondo me. Certo, naturalmente ci sono tantissime persone, anzi sono la maggior parte delle persone che hanno una grande sensibilità, considerazione, come dice lei, fanno scalpore i casi in negativo, ma insomma quelli in positivo a volte non li raccontiamo, ma sono molti, insomma ci sono. L'importante, lei lo diceva, quando ci si sente offesi da un apprezzamento, da una molestia o peggio ancora da una violenza sessuale, la condivisione è anche questo un aspetto fondamentale, parlarne, dialogare e, insomma, e creare un po' un dialogo appunto con i familiari, con gli amici, con una persona di riferimento. Questo è importante, invitiamo sempre tutti a esprimere ciò che vivono nel contesto famiglia, ma se non c'è una famiglia ci sarà una coppia o ci sarà un'amicizia o una persona di fiducia. L'importante è che non rimaniamo soli con i nostri disagi, che sia piccolo o grande. L'abitudine a comunicare è fondamentale.
noi pensiamo soltanto a un fatto che la scienza ci ricorda, cioè i bambini le cui madri sono impossibilitate a dialogare con loro, sebbene siano bambini neonati, quindi che non hanno ancora sviluppato il linguaggio, sono bambini che andranno incontro a delle deprivazioni da un punto di vista cognitivo. Quindi l'aspetto del comunicare, ma fin da piccoli, è fondamentale. Ecco, cambiando tema, ma rimanendo sempre sul tema delle molestie, perché insomma ci è arrivato un messaggio attraverso i social di una mamma che parla di bullismo scolastico e dice: sono la mamma di un ragazzo adolescente che è vittima di battutine sgradevoli e dispetti a scuola. Che cosa mi consiglia di fare per aiutare mio figlio? Anche il bullismo scolastico, no? In qualche modo è una molestia. Questo sì, diciamo che non c'è normalmente lo sfondo sessualizzato, non conosco nello specifico ovviamente la questione, ma immaginiamo che sia un bullismo più dovuto ad un mal parlare, ecco, di questa figlia, forse? Non specifica. Un ragazzo adolescente. Un maschio. Ecco, bisognerebbe capire meglio in che situazione avviene questo. Il bullismo a volte è direzionato da ovviamente quello che definiamo come il bullo, quindi una persona che può essere maschio o femmina, non è detto, che ha delle particolarità che sono normalmente una relazione familiare di poca comunicazione, oppure di comunicazione esasperata o di abitudine alla critica, oppure di troppa solitudine. Ovviamente poi ci sono anche gli aspetti di eventuale violenza e aggressione. Quindi il bullo tendenzialmente è un bambino o una bambina, un ragazzino o una ragazzina che hanno degli elementi particolari, no? Senza crocifiggere le famiglie, però magari anche semplicemente il fatto che non c'è il tempo o l'abitudine a dare un limite. Ecco che si esaspera un po' la tendenza al bullismo, che può avvenire però fuori di casa e i genitori spesso non ne hanno percezione immediata. Mentre la vittima del bullismo può avere una serie di caratteristiche che in qualche modo stimolano, ovviamente in modo involontario, ma ha un suo identikit. Ad esempio, facciamo un esempio su tutti, ragazzini o ragazzine che hanno una particolare sensibilità, che tendono all'aiuto. Ecco che il bullo lì sa che c'è un terreno dove può esercitare, tra virgolette, un pochino il suo potere, e quindi tendenzialmente sono portati ad avvicinarsi, ecco. Che cosa può accadere a questi ragazzini vittime di bullismo da adulti? Allora, quali diciamo conseguenze possono avere poi? Ecco, il risvolto poi a livello prognostico è che entrino in una sorta di loop e quindi in questo circuito tendono a reiterare una sopportazione di chi li aggredisce. Potrebbero diventare degli adulti che tendono a sopportare o a pensare in modo stabile che la vita è fatta di una serie di cose anche spiacevoli, che è normale subire, che è normale sentirsi accusati, vessati e come dire, trattati in modo inadeguato, ritenendo che quella possa essere, tra virgolette, una normalità, ma che normalità non è. E quindi anche in questo caso parlando in famiglia diventa fondamentale. Bene che questo ragazzo ne abbia parlato alla madre, che si sta interessando e che avrà poi magari modo di fare delle azioni concrete per aiutare questo ragazzo. Probabilmente lì c'è un aspetto di personalità, che va potenziato, di difesa fondamentalmente, oppure altre caratteristiche che sono spesso molto specifiche e che non si possono raccontare in modo generico. Però delle azioni si possono fare, proprio affinché le vittime del bullismo non diventino degli adulti con un'idea stabile di sé, di disagio, di persone che non hanno un grande valore per gli altri.
Ecco, in tutti questi casi, bullismo, violenza sessuale, a volte spesso la problematica sta nel sommerso, no? In tutto quello che non emerge e che non viene denunciato, non ne viene discusso per paura, vergogna. Questo è un aspetto fondamentale. Questo è fondamentale, dobbiamo essere bravi noi genitori oppure noi addetti ai lavori a comprendere che cosa succede nel bambino o nell'adolescente. Adesso ci concentriamo un po' su questa fascia, ovviamente quella scolare, perché i segnali sono sottili. Ci sono molti motivi per cui un ragazzino, un bambino possono non dire qualcosa di negativo che è accaduto a scuola, e a volte sono apparentemente banali per noi adulti, invece per loro sono molto rilevanti. Sorrido sempre quando dico loro riferito ai bambini, perché ricordo a me stesso che a volte dimentichiamo che lo siamo stati anche noi quando diventiamo adulti. Allora, faccio qualche esempio giusto per intenderci. Un bambino può non dire che è stato vittima di bullismo perché gli sembra che agli occhi dei genitori venga visto come un debole, piuttosto che un altro motivo frequente è che teme di deludere le aspettative di uno dei due genitori, che magari ha sempre insistito sul dirgli ma tu sei forte, vero? E lui invece magari non si sente così reattivo come i genitori, quindi immagina di deluderli. Altri motivi possono essere il fatto che teme le ripercussioni, perché magari il bullo dice ma se lo vai a dire alla mamma, al papà, io poi domani ti faccio quest'altro dispetto, e quindi si genera una sorta di malessere. Quando vediamo un cambiamento improvviso nei nostri figli, cominciamo a cercare di capire senza tartasale, ma mettiamo un po' di attenzione, perché quello è un segnale. Ecco, qualche spia, insomma, si può vederla e insomma intervenire, quantomeno parlarne, che è sempre la cosa fondamentale. Questo sì, se vediamo cambiamenti nell'alimentazione, nell'appetito, nel sonno, nelle abitudini che lui aveva o che lei aveva e che sono cambiate improvvisamente, tutti i campanellini di allarme. Altro tema, sempre restando in argomento di molestie, discriminazioni, quelle che avvengono sul luogo di lavoro, il mobbing, che è proprio un reato. Come si definisce? Il mobbing effettivamente è quell'insieme di azioni che un datore di lavoro, un superiore o anche un pari livello, perché adesso ci sono un bel po' di novità rispetto a questo, mettono in atto per far sì che quella tal persona o eviti un comportamento che in qualche modo produce qualcosa di sgradevole al primo, oppure se ne vada, oppure cambi qualcosa, oppure in altri casi semplicemente diventa un bersaglio. Il mobbing è un'azione molto pesante, no? Noi sappiamo che tra l'altro è penale in questi casi, che coinvolge non solo le due parti, cioè chi subisce e chi lo esercita, ma anche spesso i superiori, perché poi a livello organizzativo funziona così. Il mobbing produce spesso dei sintomi che sono molto simili alla sindrome del burnout. Burnout è quell'insieme di sintomi che ha una persona quando, per una serie di caratteristiche del proprio lavoro, arriva ad un esaurimento totale delle energie, no? Soprattutto lavori che hanno a che fare col pubblico in genere. Quindi diciamo, quando lo stress diventa a un livello insopportabile e questo livello così alto viene mantenuto nel tempo. Ecco che nel mobbing si ha una sorta di effetto molto simile. Tant'è che qualcuno addirittura dice che il burnout è una sindrome che si sviluppa quando il mobbing lo si riceve dai cosiddetti clienti e quindi è suddiviso tra molte persone, mentre il mobbing è direzionato, è uno a uno. Anche questo forse un fattore culturale che dobbiamo considerare. La nostra società è in forte evoluzione. Questi aspetti sono, io credo, sempre accaduti, ma lo leggiamo anche nei libri, nella storia dell'essere umano. Oggi finalmente c'è una tutela maggiore e molto spesso vengono portati alla luce anche
insomma, vedo con mezzi tecnologici, cioè ci sono 1000 modalità per cui questo può essere messo in luce, questo tipo di comportamento scorretto, e insomma giustizia fatta. Ma al di là di questo l'importante è che la persona venga rimessa in uno stato di salute, perché il mobbing va a colpire molto profondamente, colpisce degli assi dell'essere umano che sono molto delicati, che è la stima di sé e la possibilità di perdere un lavoro. Quindi sono due cose fondamentali, no? Direi che insieme alla famiglia sono un po' i 3 pilastri. Dottor Cani, lei è consulente tecnico di parte per il Tribunale di Treviso e altri fori. Le faccio questa domanda: quanto è facile e quanto è difficile dimostrare di essere vittima di mobbing sul luogo del lavoro? Qui c'è una variabilità ampia, no? Può essere molto facile lì dove ci siano delle prove concrete, allora a quel punto la consulenza tecnica di parte chiede di fare assolutamente il minimo, mi viene da dire, quindi una diagnosi, quindi rilevare un po' le modalità, e tutto il resto lo fa, diciamo, il tribunale e l'avvocato. In altri casi diventa molto complesso, no? Perché le cose non sono così chiare, sono sottili. Mi vengono in mente tutte le situazioni in cui magari una persona così nei corridoi del luogo di lavoro riceve delle frasi sgradevoli, negative, delle minacce, piuttosto che un po' il fatto di essere arginati negli spazi informali, no? Allora si crea una situazione per cui un gruppo di lavoro fa una cosa, una persona viene messa all'angolo. Quelle sono un po' più difficili da rilevare e da dimostrare, però insomma in qualche modo si trova sempre una soluzione. Demansionamenti e quant'altro, insomma sono cose che vanno a colpire veramente nel profondo, perché insomma il lavoro è la nostra vita, no? Quando si sente la possibilità di perderlo o non si sta bene nel luogo di lavoro è davvero complesso. E a tal proposito le leggo proprio una domanda che ci è arrivata attraverso i social. È un ragazzo che ci scrive: la mia fidanzata subisce mobbing al lavoro dal suo responsabile dopo che lei ha rifiutato le sue avance. È stata demansionata, subisce dispetti di ogni genere. Io non so più come aiutarla, ora come ora in questo periodo storico non se la sente di lasciare il lavoro, ma così non si può più andare avanti. Cosa possiamo rispondere? Allora, innanzitutto, insomma, parlo della mia parte, è importante poter dare un sostegno a questa ragazza o a questa donna, non so l'età, perché diventa una situazione traumatica per ciò che avviene, ma traumatizzante perché, ricordiamo, quando un trauma è seppur piccolo, in questo caso non è piccolo, ma anche un trauma piccolo ma ripetuto nel tempo crea dei traumi importanti. Quindi sicuramente c'è bisogno di un sostegno, ma forse anche di trovare una modalità per risolvere questa situazione. Qua chiaramente c'è stata una prepotenza da parte di un datore di lavoro, è stato rifiutato, quindi si innesca una dinamica negativa che raramente ha una soluzione spontanea, cioè non è che ad un certo punto si dirada il temporale e torna tutto sereno. Normalmente in queste situazioni bisogna agire in qualche modo per o cambiare il luogo di lavoro oppure essere spostati lì dove non si subiscano più questi atti che io dico sono comunque violenti, no? Perché la violenza verbale, l'arginamento sono tutte azioni abbastanza importanti sul piano personale. Ecco, nella sua esperienza di consulente tecnico di parte per diversi tribunali, per diversi fori, quali sono le casistiche, un po' naturalmente senza entrare nel dettaglio, che si verificano? Cioè, come accade, quali possono essere anche le cause, come vengono messi in atto queste discriminazioni? Purtroppo devo dire che questo che abbiamo appena letto non è un caso così isolato, no? Purtroppo questa è una di quelle casistiche che effettivamente si vedono. Dunque quando si rifiutano le avance di un collega, di un superiore, di un titolare eventualmente? Sì, questi sono casi che si verificano, il rifiuto delle avance non ha poi un esito nullo, come dire, insomma, mettiamolo anche in modo morbido, una persona fa un avance,
quell'altra dice no grazie, a quel punto non è che si estingua lì, comincia una serie di ripercussioni, no? Là diventa ovviamente poi una questione importante e difficile da sopportare, perché le conseguenze sulla persona sono di tipo vendicativo, quindi delle azioni mirate a fare male a quella persona. Quindi immaginiamo il livello di sofferenza. Normalmente esordisce in un disturbo di tipo depressivo, di tipo ansioso, attacchi di panico, insonnia, post-traumatico da stress. Il solo pensiero di poter perdere il lavoro va a minare il senso di autonomia della persona e quindi la persona in qualche modo è spinta a costringersi a subire delle cose negative pur di mantenere anche il lavoro. Quindi accade veramente un disastro dal punto di vista personale. Là bisogna agire anche velocemente perché insomma un'azione, un tipo di vita lavorativa come quella che abbiamo letto, immaginiamola prolungata 6 mesi, 1 anno, 2 anni, diventa l'incubo principale di chiunque. Perché talvolta la vittima si colpevolizza e crede di essere la causa di quelle discriminazioni, di quei gesti, di quegli controlli, di quelle pretese eccessive sul luogo di lavoro, di quella mancanza di comunicazione, di quei demansionamenti? Perché a volte accade che ci si sente la causa e ci si colpevolizza? Parliamo fondamentalmente di quella che qualcuno ha descritto la sindrome di Stoccolma, no? Quel caso di cronaca in cui la rapita in qualche modo prese le difese del rapitore. Allora si innescano possono esserci 2 meccanismi di fondo. Il primo è che ci sia un'anamnesi familiare, cioè tutta una storia familiare e di relazione col mondo materno e paterno in cui la persona è abituata a prendersi le colpe per compiacere il genitore, fondamentalmente per farsi amare, e quindi quella è una persona che sarà predisposta a delle situazioni simili e che probabilmente le accetterà con senso di colpa. La seconda, può essere generata dal fatto che la paura diventa talmente grande nella persona e che il senso di solitudine che aveva a prescindere dalla situazione, quindi precedentemente, sia talmente grande anch'esso che nella persona che dà molte attenzioni, seppur negative, in qualche modo chi soffre di questo ne vede una figura di riferimento. Certo sembra un paradosso questo qua, però tutti noi addetti ai lavori è una situazione che vediamo spesso e che è anche spesso difficile da far entrare in un processo di visione diversa del tutto, no? Perché la persona ha una serie di caratteristiche per cui tenderebbe quasi a difendere l'aggressore, perché in fondo gli ha dato delle attenzioni malsane, ma che non hanno questo tipo di sapore per la persona che stiamo descrivendo. Quindi un profilo di personalità particolare. Le leggo un'altra domanda che ci è arrivata attraverso i social. Qui è una collega che ci scrive e dice: una mia collega subisce mobbing appunto al lavoro, vorrei fare qualcosa ma non so come intervenire e come consigliarla. È giusto intromettersi e fino a che punto? Anche questo è un tema. Allora, intromettersi è una parola che ha già delle sfumature un po' negative, no? Non so dirle se sia giusto intromettersi, però credo sia giusto fare almeno un tentativo, provare a parlare alla collega e quindi potergli dire: guarda, io penso che, e là provare a spiegargli: io vedo che tu subisci questo, vedo che ne soffri, vedo che ha questo tal esito, penso che tu dovresti fare qualcosa. Se posso esserti utile sono qui. Mettersi a disposizione. In qualche modo. Intromettersi penso intenda dire mi metto in mezzo, prendo le difese della collega, mi metto a parlare con l'altra parte, si rischia di creare una situazione ancora più complicata, perché la collega potrebbe paradossalmente dire cosa ti impicci, so io cosa fare. Quindi io penso che parlarne sia intanto il primo passo e poi magari attendere
perché una volta seminata la disponibilità è una pianta sempreverde la disponibilità. Noi mettiamo un semino, rimane lì, poi se un giorno la persona sente davvero il bisogno, sente che è il momento giusto, si farà viva. L'aspetto ricorrente è insomma che tutti questi casi, tutte queste discriminazioni influiscono davvero sulla salute psicofisica delle vittime, no? Hanno effetti sulla salute mentale, sul benessere, ma non solo delle vittime, anche dei familiari, degli amici, dei genitori, insomma delle persone che stanno attorno a chi è vittima di questo tipo di discriminazione. Direi proprio di sì, si crea un vero e proprio alone, no? Per cui non è che soffra solo la persona chiaramente vittima ne soffre molto di più, ma tutto il contesto familiare o a volte anche amicale o di lavoro stesso, perché magari può succedere anche questo. Pensiamo solo a quella persona che ha scritto prima parlando della propria fidanzata, credo, no? Anche lui sicuramente percepirà questa sofferenza, si crea un clima di tensione in casa, poi magari cominciano dei sintomi, possono esserci insonnia, ci può essere un sintomo post-traumatico da stress, ansia, attacchi di panico, quindi questo va a vincolare tutto il nucleo familiare, i figli, i parenti, i genitori, gli amici, diventa un po' l'argomento su cui si rischia di ruotare intorno noi e tutto il contesto. Allora, noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, torniamo tra qualche minuto per parlare anche di bonus psicologo, insomma con qualche indicazione utile per poterlo richiedere. A tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta. Abbiamo parlato, continuiamo a parlare di molestie, di violenze, di mobbing, quindi discriminazione sul luogo di lavoro, insieme al dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Dottore, come possiamo fare in modo che i nostri luoghi di lavoro comunque diventino sempre più sicuri, liberi da violenza? Oggi gli strumenti più di un tempo forse ci sono. Quindi la possibilità anche di avere un'assistenza, no? Un'assistenza, alcuni luoghi di lavoro hanno comunque un'assistenza, prevedono l'assistenza di vario tipo, forse è importante anche proprio fare un po' di rete, no? Come nell'esempio precedente, quindi provare a mettere attenzione ai colleghi che ci sembrano in difficoltà e provare ad avere dei referenti che possono anche un po' sbloccare queste situazioni. Io credo molto nel far rete e questo vale credo nei luoghi di lavoro che in fondo potremmo dire che sono una metafora di una famiglia, no? Dove ciascuno ha il proprio ruolo e ciascuno può dare il proprio contributo. Quindi mettere attenzione su chi ci sembra in disagio e provare ad andare in soccorso offrendo delle possibilità. Anche in questo caso ci sono luoghi di lavoro titolari che sono più sensibili rispetto ad altri e altri un po' meno sensibili, no? Che quindi si mettono meno a disposizione rispetto ad altri, no? Questo credo di sì, le sensibilità individuali sono sempre molteplici e poi anche dipende molto dal ruolo, ma insomma alcune aziende vedo che hanno proprio delle figure preposte per valutare un po' il benessere dei dipendenti e questo credo che sia un'attenzione molto bella e positiva. Ecco, dovrebbe forse esserci un po' di più un codice etico, no? Anche all'interno delle aziende, che preveda anche delle sanzioni, oltre che un'assistenza che è certamente fondamentale per chi insomma è vittima di questo tipo di molestie, ma insomma che ci siano anche delle sanzioni, dei richiami, qualcosa che possa impedire che riaccada, no? E quindi il tema della prevenzione. La prevenzione è fondamentale e quindi potrebbe essere un'idea da sviluppare o magari può darsi che alcune realtà già lo prevedano, insomma questo a livello interno perché poi come dire la legge già prevede tutto questo, però magari mettere un primo step in cui si ricorda il comportamento corretto può essere una buona idea.
Ultima parte della nostra ora che abbiamo trascorso insieme la dedichiamo al bonus psicologo, perché è appunto in fase di avvio ed è stato recentemente approvato il decreto dalla Conferenza Stato-Regioni. Che tipo di sostegno è? Diamo qualche indicazione ai nostri telespettatori a casa. Le ultime notizie parlano appunto di questi 600 euro da poter spendere per alcune sedute psicoterapiche. Sembra che dalle ultime notizie vada in base all'ISEE, quindi insomma ci saranno dei documenti da produrre e credo bisogna fare richiesta all'INPS come ente erogatore, poi sul resto delle modalità specifiche mi pare di capire che siamo ancora in fase di definizione. Credo che sia un importantissimo contributo in questo momento in cui la sofferenza a livello psichico è molto alta, perché veniamo come dire, da un periodo in cui siamo stati messi molto alla prova. Non è una questione ovviamente solo italiana, ma un po' tutto il mondo sta registrando una sofferenza di tipo psichico e per certi versi anche di tipo medico, quindi chissà quante somatizzazioni sono dovute anche proprio al diverso comportamento che abbiamo avuto in questo periodo. È un'attenzione secondo me molto importante, no? Anche parallelamente a questo, che diciamo riguarda un po' il mondo dei liberi professionisti, sta accadendo che a livello proprio di salute mentale c'è un investimento anche sulla rete nazionale, quindi anche lì è importante andare a potenziare tutta l'offerta curativa e di trattamento, perché insomma stiamo vivendo un particolare momento. Lei è anche vice rettore dell'Accademia Internazionale delle Scienze Costantiniane, quindi il suo punto d'osservazione è molto prezioso. La pandemia, insomma, in quello che ci può raccontare ha un po' accentuato disagi, fragilità delle persone? Ahimè sì, hanno proprio messo in evidenza e direi che ha creato una situazione per cui tutte le persone che avevano dei disturbi diciamo sotto soglia, no? Ad un livello che in qualche modo diventava gestibile, la pandemia sembra aver fatto fare il salto di questa linea rossa e quindi hanno cominciato a sviluppare e a manifestare dei malesseri un po' più importanti. Anche questo è un dato che rileviamo in tutta Europa, ma anche a livello statunitense e non solo, che sono un po' i due riferimenti per le ricerche, ma diciamo è un aspetto che coinvolge un po' tutto il mondo, quindi direi che in questo momento per tutte le figure sanitarie è un momento di grande impegno. Bisogna impegnarsi e bisogna tentare di offrire degli strumenti anche relativamente veloci e di ripristino di situazioni ottimali. Ecco, il bonus di cui parliamo, il bonus psicologo, è certamente uno strumento. Si parla di 600 euro che possono essere erogati a persona e, insomma, facendo una media sono una decina di sedute da uno specialista, per cui insomma uno strumento concreto. Mi pare importante proprio perché dà la possibilità a molte persone di accedere intanto ad un percorso di cura. Quindi direi di sì. Ecco, questo ci porta al tema della salute mentale, che ha un'importanza fondamentale, no? Non se ne parla molto, però è importante che ci ricordiamo di questo. Ricordiamo, ci sono dei dati, no, che ci fanno riflettere, cioè ad esempio anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta dicendo quanto sia importante nel futuro prossimo creare una serie di figure. In Italia siamo assolutamente equipaggiati perché dalle statistiche di alcuni anni fa, se non sbaglio circa un terzo degli specialisti in psicoterapia sono formati in Italia, quindi diciamo che è un fiore all'occhiello nostro, però insomma l'OMS ci ricorda che sarà importante in un prossimo futuro avere anche forse proprio un servizio potenziato, un privato potenziato, quindi una rete che possa
come dire, modulare il benessere di tutta questa società che è molto frenetica, in cambiamento, con mille problematiche nuove, ma che di fondo l'essere umano necessita di una sua stabilità per stare bene. Ecco, in qualità, dicevamo, di vice rettore dell'Accademia Costantiniana, lei è in costante confronto con i professionisti di tutto il mondo e anche di altre specialità. I bisogni un po' che abbiamo nel nostro paese e le necessità e le fragilità si equivalgono un po' a quelle che si possono riscontrare fuori dall'Italia. Sì, direi che siamo abbastanza nella media. Chiaramente ci sono poi delle divisioni fatte da aspetti culturali o anche proprio di aree geografiche, no? Quindi diciamo il tipo di trattamento, ad esempio psicoterapico, che può avvenire nella parte sud dell'Europa è diverso da quello della parte nord, anche proprio come modalità. Però se dobbiamo avere uno sguardo d'insieme direi che è abbastanza generalizzato e più o meno i dati tornano su molte nazioni. E come dicevamo, probabilmente la pandemia e i dati, insomma, lo esprimono bene, ha accentuato le fragilità delle persone, ha accentuato le fragilità anche degli studenti che hanno vissuto lunghi periodi con la didattica a distanza, e anche questo è un aspetto che ha creato naturalmente notevoli disagi. Forse dovremmo fare una riflessione in più, ecco, su quella che è la capacità anche di ascoltarci e di metterci poi a disposizione degli altri. Questo sì, ed è anche molto importante nei confronti dei nostri figli, uso un nostri generico. Ecco, lei citava giustamente questi anni di DAD e insomma molti ragazzi e molti bambini anche hanno tentato questo approccio con tutto l'impegno che potevano, ma facile non era, perché mancando la presenza in aula chiaramente si perde una parte della comunicazione molto importante. Mettiamo comunque l'accento anche sui nostri adolescenti e bambini, perché in qualche modo necessitano di quell'attenzione in più, non hanno tutte le capacità di un adulto, no? Quindi direi che sono già stati bravi così. Dottor Canili, io la ringrazio, so che ci vedremo più avanti, avremo la possibilità di discutere su tanti altri temi, insomma, per riflettere insieme, insomma, su tematiche importanti e attuali. Io la ringrazio per essere stato con me, averci dato qualche spunto di riflessione molto interessante sui temi di cui abbiamo parlato quest'oggi. Grazie davvero. E grazie anche a tutti voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento dunque alla prossima puntata. Arrivederci.